E anche questa mattina apriremo la posta di Mirella per rispetto, come dico sempre, di quelli che scrivono per ringraziare i volontari, il Banco Solidale che li aiuta in un momento terribile. Però prima di leggere qualcosa volevo fare anche una riflessione con voi. Vi sembra che il problema casa, il problema diversamente giovani, il problema giovani, il problema cultura, il problema sicurezza a 360 gradi dall'ambiente ai giovani, a tutto, anche alla situazione nostra sia economica ma anche quella sanitaria, sia presa in considerazione? Secondo voi si stanno veramente dando da fare, cercando di lavorare per migliorare la qualità di vita di tutte quelle fragilità che ci sono? Io veramente sono molto perplessa. Voi sapete, io sono dalla sera alla mattina in mezzo alle fragilità, tante fragilità, non molte sono capite. Bisogna dare anche la possibilità a chi ha sbagliato di riprendere in mano la situazione, però c'è poca sensibilità, cioè il povero dà fastidio, il fragile dà fastidio. Vedrete anche fra poco cosa hanno deciso di fare alcune mamme e papà di ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, perché non ne possono più, non riescono ad andare avanti e questa è una situazione veramente drammatica. Liste d'attesa enormi, non si sa dove mettere queste persone che hanno subito dei gravi traumi, dicono che non c'è abbastanza riabilitazione per cercare almeno di salvarli. Io non so cosa sta succedendo, però è la situazione che io vivo tutti i giorni con le telefonate, con le mail e con le persone che mi fermano per strada. Allora apriamo la posta, facciamo un biglietto alla volta, perché se no leggiamo questo, dai, che è una busta, leggiamo quelli delle buste. Un grazie di cuore a Mirella per l'aiuto e l'impegno nell'aiutare chi è in difficoltà. Con gratitudine, e si firma. Grazie. Letto questo biglietto vi presento subito gli ospiti. Abbiamo Giovanni Cararo, giornalista scrittore, Prealpi Nord-Est, parleremo di tante cose, grazie veramente Cararo di essere qui. Saluto anche Natascia Calandrino, stilista green da Milano. Buongiorno Natascia, che piacere rivederla. Ecco, così ci racconterà come sta andando a Milano, che aria tira a Milano, Milano da bere, Milano da vivere, Milano da divertirsi. Allora partirei proprio con Giovanni Cararo, questo giornalista, scrittore, Prealpi del Nord-Est. Cosa ci racconta Cararo? Come vede lei la situazione sia da giornalista ma anche da scrittore e poi da uomo? Sono tre fasi, ognuno col proprio obiettivo, col proprio sentire. Ecco, come giornalista cosa sta sentendo in questo momento Cararo? Beh, io diciamo sono un giornalista un po' anomalo perché mi occupo sostanzialmente della montagna, non solo come escursionismo, ma anche per tutto ciò che ne consegue, il contatto con le persone, gli anziani, le tradizioni popolari, le curiosità che si incontrano. Diciamo, questo è il mio mondo, è un po' per staccare anche la spina durante la settimana, alla fine della settimana, perché la mia attività professionale è quella che vedete qui alle spalle di automobili, di mobilità, ma diciamo che il fine settimana per me significa staccare e vedere un po' quella natura che ogni tanto dimentichiamo. E cosa vede questo giornalista appassionato della montagna? Beh, allora, io vedo sostanzialmente sentieri, quindi ho mappato e sto mappando ancora, sto completando tutte le prealpi venete orientali. Sono partito 20 anni fa, pian pianino, ho scritto il primo libro, adesso presento il nono libro, il 22 di aprile a Belluno, le prealpi bellunesi, e ho coperto, diciamo, dalla Val Brenta fino al Cansiglio. Sono 2920 km di sentieri, quindi se volete fare una scarpinata ce n'è a disposizione. Sì, ma io vorrei capire anche se è cambiato qualcosa in 20 anni, come il comportamento delle persone, perché sentiamo una montagna sempre più frequentata ma non rispettata nella maniera corretta, anche chi va a fare queste escursioni. Prego Cararo. Allora, quello che forse leggiamo è un po' deviato, un po' pompato, perché forse si concentra la stampa sostanzialmente su certe località, come il laghetto di Sorapis, che poi è diventato un po' il simbolo, no, dell'afflusso esagerato, ma io quello che vedo in giro non è cambiato sostanzialmente tanto negli ultimi 20 anni.
E una cosa bella è che quando si cammina sui sentieri ci si saluta sempre, che è la tradizione del camminatore. Il buon camminatore si saluta sempre. Vedo anche una cosa bella, soprattutto qua nelle zone del Trevigiano, Cisoni Valmarino, che poi è un po' la cortina delle nostre prealpi. Vedo tanti giovani, le coppiette, no? Lui e lei che salgono, e sono anche gentili, cioè non sono quelli che si trovano in palestra. Ad esempio, nella palestra dove io vado, 20 anni fa ci si confidava, si parlava tra di noi, mentre ci si spogliava, ci si cambiava, si parlava del lavoro, di questo e quell'altro. Adesso buio totale, telefonino, si guarda lo schermo e basta. Questo è il concetto. In montagna no, trovo ancora queste vecchie tradizioni, per cui è anche ottimistico come segnale, secondo me. Mi fa molto piacere, guardi, apriamo proprio bene questa trasmissione perché noi quasi tutte le mattine apriamo la trasmissione dicendo che i segnali positivi ci sono, specialmente da parte dei giovani. È questo che noi vediamo. Sono giovani entusiasti, giovani con tanta speranza, giovani ottimisti e questo fa un bel sperare. E mi fa piacere che lei abbia detto la diversità tra la vita in città e la vita in montagna. Ecco, magari quelle stesse persone, magari in città, magari non si guardano, però in montagna è un'altra cosa. Però cosa ha detto lei? I giovani che frequentano la montagna, l'ambiente. Ma Carraro sono loro che manifestano per l'ambiente, che scendono nelle piazze per far capire l'importanza della salute, dell'ambiente. Loro sono convinti che un po' alla volta ce la faranno ad avere questa possibilità di avere un ambiente sano. Loro ci tengono molto all'ambiente e lo dimostra anche lei con quello che ha detto. Io trovo molti ragazzi, ragazze, ecco, coppiette che vengono, ecco, proprio per sentire questo profumo dell'ambiente. Sentiamo cosa ne pensa anche Natascia Calandrino a Milano. A Milano invece che profumo c'è, Natascia? Il green. Ecco, questa stilista green, prego. Allora, devo dire che a Milano io vedo... sono d'accordissimo sulle coppiette che spesso hanno un'attenzione particolare all'ambiente perché magari essendo in due anche si controllano a vicenda e comunque ci credono, però a me sembra che invece nei posti di ritrovo dei giovani, io vivo vicino a Piazza Archinto che è un posto dove vengono la sera a fare aperitivi e tutto, io la mattina dopo trovo un disastro per terra. Allora dico, allora sti giovani che ci tengono tanto all'ambiente, la prima cosa che dovrebbero fare è raccogliere la propria spazzatura. Adesso a me sembra di dire una roba che è abbastanza banale, però ci rimango sempre un po' male quando vedo poca attenzione da questo punto di vista. Credo che ieri sono andata da un cliente che sta leggermente fuori Milano e mi ha detto: architetto, io spero che qua non arrivi la metropolitana, perché e sentire un discorso del genere mi ha stupito, perché lui ha detto: dove arriva la metropolitana? Noi qua siamo invece un quartiere che è raggiungibile solo con la macchina, perché dove arriva la metropolitana purtroppo arriva poi sporcizia, degrado. Questo per me è un segnale di sconfitta, perché io credo nell'antropizzazione fatta con tutti i criteri, con dei criteri di civiltà, insomma, abbiamo dato dimostrazione di saper avere città pulite, città non degradate. Sentire un cliente, peraltro giovane, che fa un discorso del genere, che mi sembra un po' conservativo rispetto al fatto di essere un po' isolati da un centro urbano, mi ha fatto riflettere, perché io credo sempre che appunto la metropolitana, le infrastrutture siano tutte cose che aiutano lo sviluppo di una civiltà, e invece dobbiamo fare i conti col fatto che ogni tanto non c'è particolare attenzione, ecco, e talvolta anche da parte di ragazzi giovani, magari giovanissimi, quelli che frequentano questa zona sono giovanissimi. Mi piacerebbe che ci fosse più interazione fra questi giovani e il comune, non per mandare squadre di così pulitori la mattina, raccattare tutto, vetri, cocci e spazzatura varia. Mi piacerebbe che esistesse un sistema che forse va ancora immaginato per una collaborazione più stretta fra cittadini, ancorché giovani, e amministrazioni comunali. Molto chiara. Cosa vuol dire essere una stilista green, Natascia? Spieghiamo, perché stilista green?
Allora, cosa significa? Significa avere attenzione all'ambiente, ma non in senso, diciamo, potrei dire che adesso la parola ambiente, la parola sostenibilità è un po' abusata. Faccio un esempio su tutti, faccio l'esempio del super bonus. Essere una stilista green e essere un architetto green significa, per me ha significato, per esempio, non entrare nella questione super bonus, perché oltre al fatto che si capiva abbastanza dalle prime battute che era un danno economico per la collettività e a tutto vantaggio di singoli, che poi abbiamo visto rappresentare il 4% del patrimonio edilizio con una spesa folle, ma in realtà quello che è successo è che noi ci siamo circondati di materiali di plastica, cioè noi siamo stati avvolti nelle nostre case con questa operazione di avere una maggiore resa termica. Sicuramente abbiamo avuto una maggiore resa termica installando pannelli, diciamo appunto per il rendimento energetico, che abbattessero insomma spifferi e tutto ciò che riguardava, diciamo, la spesa energetica, però ci siamo avvolti in grossi sacchetti di plastica. Cioè, è vero che all'interno di un sacchetto di plastica la temperatura è maggiore, ma quando io isolo la mia casa con dei pannelli che sono sostanzialmente di poliuretano, se non faccio come stanno facendo e come sono già attivi all'estero dei sistemi obbligatori di ventilazione meccanica, io all'interno di quell'ambiente respiro male. Respiro male perché si creano le muffe. Le muffe non sono una cosa di cui noi non sappiamo niente. Abbiamo anche un passato, ma anche qua in Italia, di diciamo medicina del lavoro, medicina che riguarda tutto l'apparato respiratorio e che è un fatto su cui bisogna avere un po' di attenzione. Essere una stilista green vuol dire anche occuparsi. Uomo e ambiente sono la stessa cosa. Se continuiamo a separare le due cose come se fossero due mondi, noi non ci rendiamo conto che ogni volta che invece facciamo qualcosa che riguarda l'ambiente, alla fine ci torna addosso. Questo pensiero green, io sarà perché ho origine olandese, non è un pensiero così generoso come possiamo immaginare. In Olanda sono tutti molto sostenibili, perché se la temperatura aumenta eccessivamente l'Olanda finisce sott'acqua, quindi in qualche modo c'è un'attenzione all'ambiente che serve per salvaguardare le future generazioni. Anche noi, se rompiamo continuamente catene ed ecosistemi, finiremo per essere vittima di questa operazione. Quindi l'attenzione all'ambiente è un'attenzione anche al futuro delle nostre generazioni, al futuro dei giovani, a chi verrà dopo di noi. Questo significa essere green. Allora, sentiamo come commenta anche Giovanni Carraro le parole di Natascia, il green, l'ambiente. E poi la mia domanda è, secondo lei, Carraro, lei che vive ha bisogno di staccare la spina e per staccarla bisogna andare su ambienti veramente dove l'ambiente ti abbraccia e non con la plastica. Secondo lei l'Italia, come morfologicamente è strutturata, ha bisogno proprio delle metropolitane, di tutte queste cose, oppure si potrebbe trovare altre soluzioni? Ad esempio questi centri storici a misura d'uomo sono tutti uguali, non è che siano diversi, più grandi, più piccoli. Perché si deve copiare sempre l'America su tutto? Cominciamo col cemento, terza, quarta, faremo 6 corsie fra poco, eppure siamo circondati dall'acqua, avevamo dei porti meravigliosi abbandonati, la ferrovia, qual è il problema? È un problema, no, troppo lento, bisogna correre, fare subito in fretta. Non sembra che la politica, proprio per un futuro di questi ragazzi, che noi abbiamo vissuto fortunatamente un periodo bellissimo, abbiamo visto veramente la natura, cos'era la natura una volta. Io ieri citavo ad esempio le farfalle grandi così, io le ho viste, le margherite grandi così, questi fra poco non vedranno più niente, sta scomparendo veramente tutto. Non sembra che si dovrebbe riflettere sull'urbanistica, su quello che si potrebbe fare, visto anche la tecnologia che abbiamo, che non è mica che dobbiamo girare coi carretti i cavalli. Però questo, ecco, fare questa metropolitana, come diceva anche questo giovane, dice mi rifiuto perché per me vuol dire forse non è da capire che dobbiamo sfruttare più questi
questi porti, la ferrovia, creare quell'atmosfera anche di interconnessione con noi e con gli altri in maniera diversa. Carraro, cosa dice? Allora, parto col primo discorso che ha fatto l'architetto, che ha detto delle bellissime cose. Mi è piaciuto molto l'interazione uomo-ambiente che ha sottolineato. Allora, proprio nel territorio dove viviamo, le prealpi orientali, diciamo le Venete orientali, c'è un elemento importantissimo che si è affacciato negli ultimi anni, che è l'UNESCO. E l'UNESCO lo abbiamo in tante situazioni, ad esempio nel Monte Grappa abbiamo il MAB UNESCO, Man and the Biosphere, l'uomo e la biosfera, l'uomo e la natura, è proprio questo il concetto, avere un ente di controllo che ti permetta di far dialogare le due parti, quindi l'uomo e la natura. Continuo, andiamo nelle colline del Prosecco, sappiamo che nel 2019 abbiamo avuto la nomina come patrimonio dell'umanità ancora più importante del MAB, ovvero lista di tipo culturale, perché c'è, diciamo, un'unione tra l'aspetto geologico delle colline, che è un unicum a livello mondiale, e la parte dell'apporto umano, quindi la mano dell'uomo, i vigneti, l'alternanza tra bosco e vite. Questo ente di controllo blocca, ha determinato un equilibrio percentuale delle due parti, quindi tra bosco e vite, non si tocca più niente. E quindi è importantissimo questo aspetto. Andiamo oltre. Dolomiti, abbiamo un sistema di tipo naturale, come le cascate Vittoria, come il parco Yellowstone, per dire. E anche qui, se uno si inventa di fare la sciovia nuova, Olimpiadi a parte che anche lì ci sono stati degli elementi di scontro, sappiamo bene, però diciamo che questi enti di controllo, l'UNESCO è molto severo. Se si sgarra, si esce dalla lista e si fa una figuraccia. Ci sono stati dei casi rari, ma ci sono stati, come ad Anzica, che per la costruzione un po' provveduta di una struttura tutta di cemento volevano, e anzi hanno voluto, cacciare fuori dalla lista UNESCO quel territorio. Ecco, questi sono elementi secondo me molto importanti, quindi c'è comunque un ente dietro le spalle che ci guarda, che ci controlla, ci sono delle associazioni, l'associazione delle colline, l'associazione del MAB UNESCO, l'associazione che segue le Dolomiti e così via. Ecco, quindi già abbiamo una risposta. Chiaro che poi serve anche l'azione della persona. Non è tutto oro quel che luccica, come l'ho dipinto prima, perché? Perché se andiamo a vedere certe località prealpine scopriamo che anche recentemente certi rifugi sono stati vandalizzati. E chi sono? Sono dei giovani che vengono magari da fuori provincia perché si vedono su Instagram il rifugetto e lo prendono di mira per fare le loro scellerate vacanze. Hanno demolito mezzi rifugi. Ne abbiamo un esempio anche Salvedella, che è vicino alla località di Borgo Valbelluna, lo stesso rifugio dei Lof. Se andate a spulciare su internet vedete che cosa hanno combinato. Quindi c'è silente di controllo, c'è la necessità di avere la consapevolezza del cittadino, del camminatore, del frequentatore, e poi lei dice cosa fare per la mobilità. Io le dico, da addetto ai lavori di un settore automobilistico, la gente vuole arrivare con la macchina fin davanti alla porta del negozio, questo è il suo obiettivo. Chiaro che se andiamo a Amsterdam, dove io sono stato in una breve vacanza a Natale, lì vediamo biciclette che vanno avanti e indietro con una velocità che è impressionante, hanno una velocità media più alta delle automobili e delle biciclette. Perché io mi sono reso conto, proprio viaggiando con Uber in taxi, e le vedevo passare semaforo dopo semaforo, loro erano più avanti del taxi. Quindi portano valore aggiunto, non è un regredire andare in bicicletta, così come ottimizzare altri metodi di trasporto. Lei dice le metropolitane, anche lì metropolitana ha senso dove ci sono particolari esigenze, ma potremmo anche ottimizzare altri sistemi di trasporto, magari allargare
delle piste ciclabili o crearne di nuove? Ecco che quindi viene la risposta. Sono stato recentemente in Cina per lavoro, sempre a Pechino. Io mi ricordo tanti anni fa si diceva Pechino è tutto una ciminiera, uno smog. Beh, io vi assicuro che in centro a Pechino si respira meglio che nelle nostre località dell'alta marca trevigiana, tanto per dirvi. La muraglia cinese, non si vede niente, sono andato nella muraglia cinese e c'era una visibilità che arrivava a distanza di chilometri. Loro sono ormai tutti con una trazione elettrica dei mezzi di mobilità, stanno elettrificando anche gli autocarri, dove noi siamo molto indietro. Ho viaggiato con autobus ad idrogeno, quindi nello scarico usciva il vapore acqueo, cose che per noi sono tabù completamente, perché quando vedete idrogeno ci sono due sistemi di trazione: o uso l'idrogeno come combustibile, ed è una cosa, quindi motore sempre ICE, endotermico, oppure c'è l'idrogeno proprio che serve con la fuel cell per creare energia elettrica all'interno del veicolo e quindi generare quell'energia per muovere motori elettrici. Loro hanno già questa tecnologia e probabilmente noi la vedremo, ma chissà fra quanti anni. Quindi quando pensiamo a certi paesi del mondo, ma questi distruggono il pianeta eccetera, no, calma, vediamo prima a casa nostra, poi discutiamo degli altri. Più chiaro di così, veramente grazie Carraro, anche per questa mattina avete ascoltato, sono pillole di saggezza, dopo bisogna vedere qual è l'obiettivo di ognuno di noi, cosa vorrà fare, se vuole mettere la famosa goccia, fare un passo indietro rispetto a come vive quotidianamente l'ambiente anche. Io invece sono molto fiduciosa nei giovani, è vero che vediamo questi esempi che ha citato Carraro, però vediamo anche dei grandissimi esempi, sono i giovani che raccolgono le plastiche, i bambini, ecco, quando ci sono queste giornate ecologiche, sono i bambini a volte che dicono ai genitori: guarda che non puoi fare così la differenziata, perché l'hanno imparato a scuola. Ecco, forse bisogna attenzionare di più queste pianticelle, Carraro, che stanno crescendo, e se le facciamo crescere bene forse non vedremo i disastri che ha citato lei su questi rifugi vandalizzati, perché loro portano come vivono a casa, loro vivono così a casa, c'è niente da fare, però io sono convinta che ce ne sono molti di bravi che però non vediamo, non li sentiamo perché non fanno notizia, fa notizia di più questo vandalismo che vediamo quotidianamente, che noi il bravo ragazzo che si impegna o la brava ragazza, questa è la realtà. Invece dobbiamo cercare di dare visibilità a quei ragazzi bravi che sono un'altra cosa. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire a stilista del Green che aveva proprio ragione. Bisogna creare stilista, un Green che vuole fare Green, giusto? Intanto bisogna che insegna ad operare la lana, il cotone, il lino, il mohair, il cashmere, tutte le lane, roba nostra buona, no? Tessuti detteri fatti col petrolio, con derivati, che ti fa solo che male. Spendete 10-50 € di più, ma salve la salute. Tu invece che 3 maglie, tu ne do, ma buone, che non mi faccia male. Non con che maglie che metti indosso per fare i brufoli. Ed è colpa, non c'è l'etichetta. È il consumismo che abbiamo adesso. No, io ho tanti anni, andavo in Alpago, avevo 6 anni, perché ho un cugino in Alpago, della famiglia di Gianon, va bene? Andavo in Alpago, non vedeva niente, che era sta gente che viveva umilmente, come tutti insomma praticamente, ma se viveva all'aperto, non vedeva, adesso c'è tutto inquinato, allora il vino c'è bello il vino, ma il vino, va bene, ecco, con tutti i fitogrammi c'è roba che butta, e ti ha fatto l'autostrada che c'è tutto pifap sotto, le terre che ha buttato, ma dove siamo arrivati? I giovani sì, chi voleva fare, ma non ha capito, i giovani non si ascoltati da chi di dovere, ha capito? E il mondo va così perché è colpa nostra, e montagne, e già un gioiello, e colline, e montagne, tutto della bello. Adesso ti vai in montagna, perché 20.000 macchine, perché a dire in montagna, ti fai ancora su schippato,
dove vedevo un'ora, mi fa cabine sempre più grande per portarsi gente. Sempre in mondo neanche non mi trovato perché non avremo niente, ma adesso da cosa segniamo? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Abbiamo sentito le tue riflessioni, poi sentiremo anche gli ospiti. Andiamo a vedere invece questa stilista, le foto, per capire anche questo architetto cosa riesce a fare, o architetta, ecco, con il green. Andiamo a vedere, ecco, cosa ci fa vedere. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, Natascia? Allora, stiamo vedendo, diciamo che oggi la conversazione, intanto ringrazio il signore che è intervenuto, perché sulla questione del vestirsi di poliestere, quindi di plastica, assolutamente d'accordo. I materiali fino a 80 anni fa erano tutti naturali, lana, lino, insomma, però riprendo anche un secondo quello che ha detto il dottor Carraro sulla diciamo, tecnologia che in Cina stanno sviluppando. Per esempio stanno trovando un modo per bruciare le micro e le nanoplastiche per recuperare biometano. Quindi la tecnologia ci aiuta tantissimo da certi punti di vista, bisogna andare avanti e non indietro. Quello che vi ho fatto vedere adesso era un esempio di muffa in casa. Che cos'è la muffa? La muffa sono funghi, quindi attenzione, quando parliamo di ambiente indoor, è importantissimo che venga ventilato correttamente. Sulle muffe spesso si formano acari, questa è l'immagine di un acaro. Allora, che cosa abbiamo fatto anni fa? Cosa abbiamo pensato? Intanto c'è stata la legge qualche anno fa sul recupero. Ecco, qua abbiamo, questo è un sistema fatto con Mitsubishi molti anni fa, dove attraverso una ventilazione meccanica veniva purificata l'aria e veniva anche deumidificata, perché appunto dove si formano le muffe c'è un'unica fonte per cui si formano le muffe, un'unica causa, che è l'umidità. L'umidità va tolta e va tenuta sotto il 50% nelle nostre case. Questo sistema è stato un sistema che ha avuto un grande successo con Mitsubishi. Poi, altro problema, noi abbiamo sostituito le vecchi serramenti in legno e vetro di una volta, che avevano lo spiffero. Lo spiffero è una microventilazione dell'aria interna che comunica con l'esterno. Avendo messo invece magari dei serramenti a tenuta, abbiamo formato un'assenza di ventilazione all'interno della casa. Questa assenza di microventilazione è dannosa per la salute. Asma, riniti allergiche, fino ad arrivare con la presenza di muffa anche a polmoniti. Insomma, la muffa è davvero pericolosa perché sostanzialmente provoca delle microtossine. Allora, se rimettete l'immagine precedente, invece di sostituire il serramento per avere una riduzione del rumore, avevamo studiato questa fioriera che si chiama Silent Bloom e che permetteva di ridurre l'impatto del rumore dall'esterno senza dover sostituire il serramento. Nella fotografia successiva, sempre parlando di microventilazione all'interno delle case, delle abitazioni, per rendere gli ambienti salubri, questo era un sistema, ed è un sistema di microventilazione studiato durante il Covid, perché appunto ricordiamoci che c'è poca attenzione sul respiro all'interno delle case e sulla qualità dell'aria e la microventilazione all'interno delle case. Ma ricordiamoci che se il Covid ha potuto, diciamo, anche essere è diventato così contagioso, è perché spesso noi eravamo all'interno di volumi e di involucri e di case o di abitazioni o di uffici senza riscontro con l'aria esterna. C'è un bellissimo libro di Paul Overy che si chiama Air, Light and Openness, cioè aria, luce e sostanzialmente apertura. Vuol dire che dentro i nostri spazi, il libro già racconta che secondo tutta la storia della medicina i nostri polmoni hanno bisogno di respirare aria esterna. Quindi appunto l'esempio che facevo prima del super bonus, dove ci siamo circondati di plastica, ci siamo messi in un sacchetto di plastica, l'esempio delle finestre, che adesso le ultime novità sulle finestre a tenuta sono che hanno aggiunto un sistema per garantire la microventilazione dell'aria all'interno delle abitazioni. Quindi finalmente il mondo, poi diciamo agli scienziati, man mano che si progredisce la tecnologia,
capisce che c'è un'importanza fondamentale dell'aria interna che abbia una microventilazione che permette una comunicazione con l'esterno, e quindi ci si adatta anche appunto a nuovi serramenti con questo sistema di microventilazione garantita nonostante siano serramenti a tenuta. Se guardiamo la foto successiva, la foto successiva addirittura è una cosa di cui sono effettivamente molto fiera, perché intanto, scusate, questa collezione che si chiama Cushing è stata, come vedete, validata dall'ospedale Sacco proprio per l'inattivazione di SARS-CoV-2, perché il Covid all'interno degli ambienti, se non si aprivano le finestre, non si aveva un giusto ricambio d'aria, contagiava più persone. Quindi il tema era proprio il contagio da respiro, le microparticelle. L'abbiamo visto poi nel tempo, abbiamo capito che sostanzialmente più Covid c'era all'interno di una stanza e quindi più maggiore era il rischio di infezione. Ma il passo successivo ancora è stato studiare con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, se guardate l'immagine successiva, questo sistema che si chiama Saturno, che è stato studiato proprio durante la pandemia e che adesso è conservato al Museo degli Strumenti Astronomici a Brera, e che permetteva l'inattivazione del virus con un sistema naturale, con l'utilizzo di UVC, ma fatto in maniera, ovviamente, con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quindi con un'attenzione particolare al fatto che i raggi UVC, che sono dannosi per la pelle e per gli occhi, non fossero in nessun modo raggiungibili dalle persone. Quindi in sostanza in questo sistema i raggi UVC non escono, però l'aria che passa davanti a questi lampade UVC che sono all'interno di questa sfera che vediamo nella parte alta e che viene convogliata all'interno di quella sfera da alcuni ventilatori posti in quello che sembra l'anello di Saturno. Il nome Saturno è stato dato proprio in onore alla collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Entra in quella porzione di sfera, viene inattivata, viene disinfettata sostanzialmente, e poi esce dalla sommità di questo elemento. Poi sono arrivati i vaccini, per cui non è stato necessario utilizzare questo tipo di tecnologia. Però ecco, l'attenzione a ciò che respiriamo è molto molto importante e fa parte dell'ambiente. Noi viviamo tanto, a parte il dottor Carraro che ha la fortuna di vivere fuori casa spesso, di farsi delle bellissime passeggiate, noi viviamo invece soprattutto in città, in ambienti indoor, la cui qualità dell'aria va controllata. E a proposito di quello che ha detto il dottor Carraro, sono di nuovo d'accordo. C'è anche un bellissimo libro che si chiama Il collasso di Jared Diamond, che è un antropologo, che a me piacerebbe molto che venisse anche insegnato nelle scuole, venisse fatto leggere nelle scuole, dove c'è un esempio su tutti, cioè l'isola di Pasqua, che era un'isola con tante piante verdi e alberi. A un certo punto l'ultimo abitante dell'isola di Pasqua, che ha tagliato quest'albero per utilizzarlo, probabilmente per farne un'imbarcazione, ha fatto in modo che senza alberi quest'isola non diventasse più un'isola dove gli uccelli migratori si fermavano e rimanevano e stanziavano sull'isola, quindi il guano degli uccelli, che era fondamentale come nutriente per il terreno, sostanzialmente non è più, non era più possibile che gli uccelli si fermassero, e quindi l'isola è diventata prima deserta e poi le popolazioni sono scomparse. In Giappone, sempre per fare un esempio virtuoso del Medio Oriente, in Giappone avevamo una situazione catastrofica fino a prima della guerra. Il Giappone era sull'orlo anche quello di diventare un'isola completamente desertica. Hanno introdotto una legge dove chi tagliava un albero veniva arrestato addirittura, perché i giapponesi hanno una cultura dove appunto l'ambiente, si sono resi conto dell'importanza dell'ambiente. Adesso il Giappone è una delle isole più floride dal punto di vista dell'ambiente che troviamo, insomma, sul nostro sì, l'abbiamo pianeta. vista anche con un nostro ospite che abbiamo avuto recentemente, che conferma quello che lei sta dicendo. Allora, Carraro, naturalmente Natasha fa capire molte cose, fa capire che se vuoi
abbiamo la possibilità di avere gli strumenti per migliorare anche la qualità dell'aria, la nostra qualità di vita. Il problema è se si vuole adoperare questi strumenti, ma io non devo essere fortunato a vivere in quel posto, in quel paese. Io dovrei essere fortunato a vivere una vita serena, tranquilla, respirare bene. E questa mattina, fatalità, proprio un tecnico, siamo appena entrati in questi studi televisivi, ha chiuso la macchina, ha pulito il vetro, il fazzolettino bianco era completamente nero. Ha detto: guarda Mirella cosa respiriamo. L'avevo pulito ieri sera, guarda stamattina cosa troviamo. Una nebbia feroce questa mattina qui dove abitiamo noi. Forse la tecnologia ci darebbe la possibilità di migliorare, forse anche, come dice la nostra architetta, sarebbe utile far capire ai ragazzi, leggendo dei libri importanti, ecco, capire l'importanza dell'ambiente, della qualità dell'aria, la qualità della vita. È molto chiara Natascia Calandrino con degli esempi molto, ma non ci fanno vedere questi esempi, ci fanno vedere altri esempi, le guerre, le bombe, ecco, il clima che veramente è impazzito, ma è impazzito per colpa dell'uomo, la mano dell'uomo, non è che il clima sia impazzito da solo, eppure gli esperti sono anni che danno anche delle nozioni per migliorare, ma non vengono ascoltati. Allora noi cosa possiamo fare? Abbiamo la fortuna di avere, come dice lei, questi patrimoni UNESCO, ma fino a quanto? Perché bisogna anche capire dove vogliamo arrivare e con quali mezzi. Se sta a cuore, ecco, come abbiamo sentito in Giappone, in altre realtà, la qualità della vita delle popolazioni o qualcos'altro. Prego, Carraro. Allora, intanto gli elementi che ha toccato l'architetto sono veramente bellissimi, ho scoperto anche cose che non conoscevo, quindi un livello molto alto dell'esposizione della collega questa mattina, e la ringrazio anche non solo per i telespettatori ma anche per me stesso, insomma. Quello che posso dire io nell'ambito della mia conoscenza, perché ripeto io mi limito a un settore, secondo me bisogna trovare anche la giusta misura, perché quando sentivo parlare prima di tutte queste tecnologie di filtrazione dell'aria, dello spiffero e quant'altro, ogni tanto parlo con questi anziani delle montagne, che ce ne sono sempre meno, quelli che ricordano proprio un certo stile di vita del passato, la vita in malga, la vita nelle casere di media montagna. Ma avete idea come si viveva una volta? Io ho avuto il piacere di conoscere delle persone ormai scomparse che camminavano scalze senza neanche le scarpe intorno alla malga, da quanto avevano fatto lo strato di callo sotto i piedi, e quello era lo stile di vita. Spiffero nella casa, questi tappavano i buchi delle stalle con il letame, quindi più green di così. Diciamo che lì si era un estremismo, anche l'acqua, abbiamo un ambiente carsico, quindi l'acqua penetra all'interno della montagna, non ci sono sorgenti tranne qualche raro caso. Questi cosa facevano? La pozza di abbeveraggio, che si chiama lama o posa o busa a seconda di dove ci troviamo nelle Prealpi, e condividevano l'acqua con gli animali, bevevano la stessa acqua. Avete idea che cosa girava negli stomaci di queste persone? Altro che vaccini, quelli erano veramente dei filtri automatici. Quindi un po' lasciavano alla natura l'autoregolazione. Allora io ogni tanto mi chiedo fin dove dobbiamo spingerci a proteggerci. Secondo me serve una via di mezzo, non dobbiamo fare degli eccessi, perché se automatizziamo tutto, se mettiamo la medicina per ogni colpo di tosse, l'organismo si disabitua. Ovviamente è una cosa automatica, no? Ad una reazione corrisponde una reazione uguale e contraria, ci spiegavano a scuola, e quindi serve una giusta misura, secondo me. Stiamo un po' estremizzando tutto, sì, e c'è un dato però che è certo secondo me, che è la quantità di carbonio che c'è nell'aria, tutte queste sostanze, l'ha detto prima lei giustamente, che si vede anche questo particolato che si percepisce passando lo straccetto sul cristallo.
Torno all'argomento di prima di Pechino, l'obiettivo è arrivare all'elettrico, quello è. Magari adesso avete visto che dal 2035 adesso hanno fatto saltare un po' questi schemi, non è più una data fissa, ci saranno delle tolleranze, anche le industrie automobilistiche metteranno più equilibrio in questa drastica, diciamo, scelta che era stata presa. Anche lì non andava bene, perché dobbiamo fare un passaggio dolce, lento, che sia assorbibile anche dalla società, e quello sarà un grande risultato sicuramente, perché non avremo più ovviamente delle sostanze nocive che sono gli NOx, la CO2, tutte quelle cose che poi butta fuori il tubo di scarico dell'automobile. E c'è un altro argomento secondo me interessante, oltre all'aspetto dell'elettricità, dell'idrogeno e quello che abbiamo detto, che è anche la reintroduzione dell'energia nucleare, non intesa con il nucleare quello cattivo, perché sappiamo cosa ha creato e cosa potrebbe anche crearsi se qualche pazzoide schiaccia qualche tasto di troppo. Parlando con una grande azienda qui del Trevigiano tempo fa, mi diceva che stanno studiando addirittura delle batterie piccolissime con energia nucleare che durano diverse decine di anni. Quindi questo è un passaggio che potrebbe essere veramente la svolta, perché se creiamo con un sistema assolutamente sicuro, assolutamente pulito, una generazione di energia vera green che ci permetta di andare in macchina senza fermarsi a leggere il giornale nella piazzola di servizio perché dobbiamo metterci la spina, evitare quindi tutte queste ciminiere che fanno l'effetto serra, i danni ai polmoni e quant'altro, quello potrebbe essere veramente la svolta. Chiaro che ci vorrà del tempo, dovremmo metterci un po' d'accordo un po' tutti, perché ci sono poi sempre le parti estreme, no? Chi troppo vuole, chi non vuole per niente. Bisogna trovare anche una condivisione di vedute. Secondo me sono queste le prospettive, non vedo altro, insomma. Abbiamo Sandra da Treviso, poi andiamo in pubblicità. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti. Ho una domanda per ciascuno. Volevo chiedere al suo ospite, il signore che si occupa appunto di motori, se è vero, perché se ne leggono tante e metà è vere, forse anche manco. Adesso tutti i congegni che vengono installati nelle auto nuove, che costano un botto proprio perché hanno tutti questi congegni miracolosi, FAP, filtri antiparticolati, eccetera, è vero che vengono usate delle materie prime, non credo terre rare, ma comunque qualcosa che va ad impoverire comunque le terre o i paesi in cui si prendono queste materie? E questa è una domanda. Per l'altra sua ospite io mi domando e chiedo, quando vedo la pubblicità dei detersivi per le lavastoviglie, faccio per dire, metteteli in lavastoviglie e dopo 3 giorni potete lavarli, si scrosta tutto. Io mi chiedo, l'aggressività di questi detersivi che dopo 3 giorni riescono a scrostare una padella di lasagne, una padella con residui di lasagne, che danno possono fare con la loro aggressività una volta che vengono diciamo così rilasciati nell'ambiente tramite l'acqua e quant'altro? Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Sandra, ma devono rispondere dopo la pubblicità. Il Canal del Piave è l'ultima tappa del nostro cammino nelle Prealpi Bellunesi. Una valle che non si racconta da sola, bisogna conoscerla e saperla ascoltare. Partiremo da Marziai, poi scenderemo a Caorera, a Scalon, a Vas, incontrando la gente e la loro storia. Ma faremo un salto anche al di là del Piave, dove ad aspettarci c'è il Monte Miesna, una montagna diversa da tutte le altre, ricchissima di storia e di biodiversità. Venite con noi.
Marziai dà il fischio d'inizio al nostro viaggio tra borghi e sentieri del Canal del Piave. Dalla chiesa di Sant'Apollonia raggiungiamo il Molinello, così chiamato perché qui un tempo sorgeva un antico mulino, e risaliamo la Cal Gerta, che si snoda ai piedi del Castellazzo, fino a un caratteristico capitello. Entriamo a Stabie, splendido borgo di montagna, dove incontriamo una vecchia fontana in pietra con lavatoio, per poi proseguire verso Saità, con le sue tipiche casere poste in posizione panoramica sulla valle. Il sentiero continua in un tratto più avventuroso, dove una cengia ci guiderà fino alle casere del Fornelon. È un territorio fragile, che sta ritrovando nuova linfa grazie all'impegno della comunità. Da qualche tempo si sta cercando di recuperare il territorio montano nel Canal del Piave, recuperare casere, antichi sentieri, strade silvopastorali, in modo da mantenere il territorio nel suo antico splendore. Tutto questo è possibile grazie alla grande unione e lavoro fatto insieme delle associazioni locali, a cominciare dal Poiat, che mantiene il territorio, al Proloco di Caurera e Marziai, che si occupa della festa della zucca e tutti i festeggiamenti della Madonna del Piave, e al gruppo Alpini di Vas, anche lui dedito al mantenimento dei sentieri e delle strade silvopastorali. Ripreso il cammino, ci inoltriamo sotto le Crode Alte, fino alle casere di Prastrigor, poste su un terrazzo che domina il Canal del Piave, il Tomatico e il Miesna. Dopo una breve sosta per osservare i dettagli delle vecchie case in pietra, scendiamo a Casera Lavia, anch'essa affacciata su un ampio scorcio della valle. L'anello si chiude rientrando lungo la Val Paula, tra i borghetti di Lepale, Secele e Castello. Un ritorno che ci ricorda la singolare caratteristica di Marziai. È un borgo diviso tra due comuni, ma unito da una sola identità. Intanto complimenti veramente Carraro per questo video, poi ne vedremo altro, fatto benissimo, però vorrei sentire come lo commenta Natascia Calandrino Van Cliff e soprattutto rispondiamo anche alla nostra Sandra. Ma quanto belli siamo, architetta, ma quanto belli siamo? Prego. Beh, allora l'Italia è un paese straordinario, appunto il lavoro del dottor Carraro io veramente sottoscrivo per unirmi a lui. Ma a proposito di quello che diceva il dottor Carraro, poi rispondo anche alla sua spettatrice, sulle antiche sapienze, sempre parlando di ventilazione e di salubrità nostra, salubrità degli edifici, gli antichi romani costruivano addirittura, c'è una via qua a Milano che è Santa Maria Fulcorina, dove le strade non sono messe in due file parallele, ma leggermente convergenti, perché questo aumentava la velocità dell'aria, il flusso, e quindi toglieva quell'umidità malsana anche dalle pareti dell'edificio. Questo per dire che gli antichi saperi, se noi riprendessimo un attimo ogni tanto quello che viene appunto dalla saggezza contadina, dall'antichità, avremmo fatto dei grandi passi avanti. Questa è la cosa incredibile. Poi ci vuole il giusto mix. Per rispondere alla sua spettatrice, se noi rimanessimo a lavare i piatti a mano, consumeremmo un sacco di acqua. Quindi le lavastoviglie sono una grandissima invenzione, perché si riduce di tanto il consumo dell'acqua, cioè siamo almeno a 2/3 meno. Cosa fare sulla questione dei detersivi? Bisogna scegliere tendenzialmente detersivi che non abbiano tensioattivi chimici, perché quelli non sono biodegradabili. Bisogna controllare il detersivo, adesso io non entro nel merito di specifici marchi, perché peraltro non li conosco e andrebbero studiati uno per uno. Però bisogna controllare l'etichetta, se esiste un'ecocertificazione e preferibilmente una biodegradabilità superiore al 90%, possiamo stare tranquilli che anche se quel detersivo sta rimuovendo un grasso antico non causa danni all'ambiente. Io consiglio però sempre
di sciacquare i piatti, anche se non smettono subito la lavastoviglie, velocemente con l'acqua fredda si toglie proprio il grasso in eccesso, ma rapidissimamente per non consumare acqua. Poi si possono anche lasciare lì o mettere in lavastoviglie e far partire la lavastoviglie quando è piena. Io ho una lavastoviglie da 20 anni che funziona benissimo e appunto è green perché è un manufatto antico che funziona ancora oggi e che, non avendo dovuto ricomprare, non ho fatto spendere un'altra energia per costruire un altro manufatto per sostituire quello vecchio che veniva utilizzato male. L'utilizzo dei nostri macchinari e la manutenzione corretta dei nostri macchinari fa tanto. Do un ultimo consiglio: una bottiglia di aceto, proprio l'aceto di vino, quello a basso prezzo di un supermercato, da buttare intera la bottiglia, senza ovviamente la bottiglia di plastica, ma il contenuto dentro la lavastoviglie e far partire un lavaggio ogni tanto, questo una volta al mese, si conserva molto meglio la lavastoviglie perché l'aceto pulisce e pulisce meglio di qualsiasi altra cosa. Vediamo e vedremo se le comunità, la società vorrà l'antico splendore o il moderno splendore. Siamo noi, l'ha detto bene Natascia Calandrino Van Cliff, che dobbiamo scegliere, possiamo scegliere, ecco, dove andare a parare. Allora sentiamo anche il dottor Carraro. Dottor Carraro, come commenta? Intanto queste immagini veramente ci fanno ben sperare, ci fanno voglia di partire, ecco, subito e di andare a vedere questa meraviglia che abbiamo noi poi anche a 2 passi da casa. Ecco, c'è questa mobilità. Però, come diceva anche il nostro Rinaldo, ecco, si usa un po' troppo la macchina. Abbiamo dei treni meravigliosi, ma si fa fatica a prendere il treno perché, come dice lei, dobbiamo fare veloce, dopo magari stiamo fermi ore, ma questo non importa, abbiamo la macchina a disposizione. Ecco, cosa vuole dire e come vuole commentare, rispondendo anche a Sandra? Prego. Sì, allora, volevo proprio arrivare a quello che aveva solleticato Rinaldo prima. Lui era veramente preoccupato, si sentiva dal tono della telefonata che era in certi versi catastrofica la sua segnalazione, ma lo capisco perché se noi viviamo in una località come può essere Mestre, dove abbiamo un'ampia circolazione di veicoli, abbiamo insomma più lo sbilanciamento nella tecnologia che in quello della natura, è chiaro ed evidente che abbiamo quella visione un po' negativa del nostro ambiente. Se poi apriamo il giornale, accendiamo la televisione e ci vengono passati dei messaggi della fila in macchina sull'Alemagna, dell'intasamento per andare a fare lo ski pass e quant'altro, allora a questo punto abbiamo fatto bingo in tutte le sfumature di questa problematica. Questo video che avete visto prima, che mi ha fatto sorridere, ma mi fa sorridere perché? Perché quello è il mio mondo, no? Io quando stacco vado lì e vi assicuro che non trovate traffico, non trovate intasamento agli ski lift, non trovate niente, al massimo trovate il cervo sbranato dai lupi, come mi è capitato vicino alle casere Prastrigor che avete visto prima. Quando guardate il canale del Piave vedete scorrere un bel fiume di panna che è la Berta, la chiamano da quelle parti, che è un fenomeno naturale che sta a identificare un giusto equilibrio di temperature, di umidità, e se ci fosse proprio la catastrofe planetaria quella non ci sarebbe più. C'era 100 anni fa e c'è anche adesso. Sono ambienti che io invito ad andare a visitare perché sono veramente intonsi, sono inattaccati, sono come erano una volta. Le casere sono un po' messe male, diroccate, alcune le stanno mettendo a posto. Avete sentito Tristano Dal Canton, che è il referente escursionistico di zona, nell'intervista, dove dice che le associazioni locali si stanno adoperando, come il Poiat di Marziai sta rimettendo a posto tante belle cose, i sentieri stanno venendo rimessi in sesto. Io presenterò un libro e voglio che questo libro sia anche il segnale per certe amministrazioni locali per darsi da fare, per mettere a posto quello che magari sta venendo cancellato dalla natura. Quindi ritorno a quello che ho detto prima, non tutto è catastrofico, non tutto è da buttare, abbiamo ancora tanto di bello da visitare e da vedere. La domanda della signora di Treviso, credo. Sì, Sandra.
La Sandra, sì, buona, ottima, intelligente come domanda. La risposta è sì. Le marmitte catalitiche purtroppo contengono dei materiali delicati che costano, bisogna andare a rompere le scatole a certe cave per estrarli, ma è sempre il solito discorso: vogliamo la pulizia dell'aria o vogliamo fare un colpo di scavatore in una cava? Anche lì la coperta sappiamo che è corta. Però ricordo anche questo: non è solo il FAP della macchina che porta del disagio in tal senso. Mentre stava telefonando evidentemente aveva il cellulare attaccato all'orecchio. All'interno di quel cellulare ci sono dei microchip. I microchip spesso sono costruiti con materiali delicati, spesso nobili, e sapete bene che cosa significa a livello globale. Anche lì bisognerà trovare le giuste misure. Non credo che avremo una marcia indietro, ormai la tecnologia richiede i chip. Sapete che cosa significa a livello anche di socio-politico globale l'approvvigionamento di queste materie. È inutile che ci torniamo sopra, che basta aprire la prima pagina di ogni giornale. Questa è la nostra situazione, dobbiamo trovare un equilibrio, una giusta misura. Andiamo a vedere il secondo equilibrio che ha portato il dottor Carraro, perché mi fa veramente piacere, ecco, chiudere questa settimana con queste immagini che sono i nostri sentieri e le nostre genti. Andiamo a vedere. La tappa successiva ci porta sulla sponda opposta del Piave, perché qui si alza il Miesna, la montagna solitaria che veglia sulla valle e che migliaia di anni fa sbarrò il fiume creando un grande lago, oggi scomparso. Dal santuario dei Santi Vittore e Corona saliamo sul crinale, che alterna grandi panorami a tratti di bosco fino alla cima. La discesa ci accompagna al borgo di Celarda, silenzioso e raccolto attorno al Vincheto, una riserva riconosciuta a livello internazionale. Questa riserva naturale di 92 ettari è gestita dal reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno ed è riconosciuta come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Una straordinaria ricchezza. Basti pensare che qui vivono un centinaio di specie di uccelli, il 30% delle libellule italiane e più del 10% dei coleotteri nazionali. Dalla chiesa di San Benedetto ci inoltriamo verso il Casel di Celarda, dove trovano spazio iniziative culturali che promuovono le tradizioni di un tempo. Una tranquilla strada di campagna ci accompagna poi ai Collesei, caratterizzati da un paesaggio del tutto singolare, modellato da antiche frane. Proseguiamo verso Anzù e ad attenderci vi è il Sentiero dei Capitelli, che ci riporterà al santuario dei Santi Vittore e Corona, a chiudere il giro. L'anello del Miesna è un percorso molto frequentato, con il sapore del trekking di montagna a 2 passi dai centri abitati. Ritorniamo nella sinistra Piave e raggiungiamo Caorera, dove ci attende un altro anello sui versanti che salgono al Col de Tucche. La ripida strada forestale ci guida alle Casere Testoni, da cui si apre un ampio panorama sul Canal del Piave, sul Castellazzo e sul Miesna, con le vette feltrine sullo sfondo. Proseguiamo ritrovando ancora l'abitato di Marziai, camminando per il Col dei Gir e il Pianaz, prima di rientrare a Caorera. Qui sorge un capitello dedicato alla Madonna. Vi è una tradizione molto sentita che risale a più di un secolo fa, quando la statua, sottratta dagli austro-ungarici, tornò nelle mani della comunità. Da allora, ogni anno, si rinnova una processione che unisce Caorera a Marziai.
Nel 1958 il parroco di allora, Don Antonio Pavan, un santo prete devoto a Maria, ha deciso di ogni anno ci fosse la ricorrenza della festa della Madonna del Piave nel giorno del 15 agosto. Voleva così ricordare il sacrificio di molti combattenti e soprattutto il trafugamento della Madonna dal nord, dalla nicchia di Caorera e portata in quel di Marziai. La cerimonia religiosa si svolge sul sagrato della chiesa di Caorera. Terminata la cerimonia ci sono i vari discorsi ufficiali, ci sono passaggi, qualche premiazione e quindi la statua viene caricata sul mezzo che viene portata in processione fino a Marziai. Lì viene portata rimane tutto il giorno, la gente di Marziai va a pregare, in tutto il giorno ci sono dei turni di preghiera, rosari, fino alla sera alle 7. Alle 7 viene recitato il rosario e le altre preghiere e quindi viene portata con lo stesso mezzo accompagnata fino a Caorera e a Caorera viene riposta ancora nella nicchia dove è il suo posto che resta in tutto l'anno. Allora sentiamo anche come chiude Natascia Calandrino Van Cleef, architetto, questa stilista green, dopo aver visto queste immagini. Se avete piacere posso scambiarvi i numeri, le mail, così ecco, perché penso che sia utile anche fare squadra quando l'obiettivo è sempre quello di migliorare la qualità di vita di tutti. E sa cosa penso? Lo dico anche al dottor Carraro, che ho sentito un politico che ha detto che il suo sogno era quello di fare le Olimpiadi, di realizzare le Olimpiadi. Io spero che il sogno di qualche altro politico sia invece quello di realizzare il bene delle comunità, specialmente in puntare sull'ambiente, investire sulla ricerca, sulla tecnologia, ma con un ambiente sano e pulito. Speriamo, visto che sono soldi pubblici, che i sogni vengano realizzati anche per il bene della comunità, con tutto il rispetto che ho per carità per le Olimpiadi, però vedremo. Allora, architetto, come ci saluta? Allora, proprio per conservare bene questi magnifici posti che il dottor Carraro ci ha fatto vedere, visto che sappiamo che uno degli impatti più devastanti sull'ambiente è la microplastica, io faccio parte del comitato microplastiche, io vi invito a seguire i lavori del 15 aprile con il Comune di Milano. Faremo un congresso sulle microplastiche in diretta streaming anche su www.microplastiche.it e io per esempio da designer green presenterò la prima lampada in plastica che non produce microplastiche ed è una cosa di cui sono molto fiera, quindi vi invito tutti a seguire i lavori. Lei stupisce sempre, vedete come si dà da fare, come si impegna, ricerca, tecnologia, ma anche passione, perché ci vuole anche passione per fare questo, e sicuro alla nostra architetta non manca di sicuro. Veramente grazie a Natascia Calandrino Van Cleef. Sentiamo come ci saluta dottor Giovanni Carraro, giornalista, scrittore, con questi video meravigliosi. Complimenti sempre, lo dicono anche dalla regia. Dottor Carraro, le hanno fatto i complimenti dalla regia, prego. Allora, chiudo dicendo, avete sentito nel documentario che certi sentieri sono a 2 passi dai centri abitati. Abbiamo questo vantaggio nelle nostre prealpi, non occorre fare un viaggio enorme in automobile, spesso si parte proprio da casa, come ad esempio a Vittorio Veneto il Monte Altare, come abbiamo visto quei sentieri del Monte Miesna nei pressi di Feltre, ma tanti altri, la Val Brenta, Pove del Grappa, tutto la serie dei borghi che ci sono nella pedemontana del Grappa e quant'altro. Quindi con questo messaggio vi posso dire che abbiamo la possibilità di inquinare meno con le nostre prealpi. E cosa vi posso dire? Vi do appuntamento sui sentieri delle prealpi venete orientali, perché ormai devo parlare in territorio più generalizzato, e nella fattispecie do appuntamento il 22 aprile al Teatro Dino Buzzati di Belluno per il debutto del mio nuovo libro Riscoprire le prealpi bellunesi. Senta, dottor Carraro, se avesse ospite questa mattina l'architetta Calandrino Van Cleef, la prima tappa dove la porterebbe? La porterei dove vado fra un'ora quando finisco di lavorare, la porto a visitare il santuario di Santa Augusta sopra Serravalle di Vittorio Veneto. Architetta, ha sentito? Ma io accetto volentieri l'invito, e mentre lui mostrava i suoi bellissimi filmati, io ho preso
appunti ovunque, mi sono scritta tutto ciò che riuscivo, per cui volentierissimo. Mi fa molto piacere, avete visto, anche noi abbiamo fatto bingo questa mattina mettendo assieme questi due illustri ospiti, veramente grazie, perché come dico quasi tutte le mattine, se non tutte le mattine, anche questa mattina, pillole di saggezza, muoviamoci, ecco, usciamo perché abbiamo delle meraviglie, 2 passi da casa. Grazie, 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 pubblicità. Caorera custodisce anche una pagina importante della Grande Guerra in un museo che raccoglie oggetti del fronte del Piave. Tra i cimeli spicca la riproduzione del biplano di Francesco Baracca, con il cavallino rampante, destinato a diventare simbolo della Ferrari. Questo aerocalo alle mie spalle è la produzione, un prototipo di Francesco Baracca, ha volato 3 anni, poi è stato messo in aeroporto a Venezia ed è arrivato qua. Qui il museo di Caorera, Vincenzo Colognese della Grande Guerra, però è un museo centrato e imperniato sulla vita quotidiana dei soldati, non sulle armi. Qui trovate la vita quotidiana, gli stenti, la fame, come vivevano, come scrivevano a casa, l'alimentazione, e poi oltre a questo troverete anche un angolo sulle donne, perché mentre i soldati erano al fronte, chi è che mandava avanti tutta l'opera bellica? Le donne, sempre dimenticate come le portatrici carniche, e noi abbiamo voluto dedicare un angolo specialmente alle donne. Qui poi troverete altre emozioni, per esempio una casa ricostruita e bombardata per il messaggio con le ali delle api, non solo con i piccioni in fase sperimentale, la storia della Madonna del Piave, altri siti e altri posti adeguati per le scolaresche, dove facciamo didattica, dove facciamo toccare il materiale tattico, che così si rendono conto, ed è un museo impernato sulle emozioni, perché noi dobbiamo trasmettere emozioni. Qui abbiamo persone che tornano 2 volte su un anno per vedere i nuovi progetti. Quando tu fai un museo e non viene più nessuno, hai fallito. Puntiamo ora verso Scalon, adagiato su un'ansa del Piave. Da qui parte un'impegnativa traversata che conduce a Vas, passando per le caserme Pra. Il percorso comincia all'Osteria Centralino, dove un tempo si trovava uno dei pochissimi posti telefonici pubblici. Mia nonna Monica, classe del 1907, quando arrivava la telefonata da parte di paesani che cercavano altre persone del paese di Scalon, faceva partire il figlio, Fiorino, mio papà, o le sorelle, a chiamare di casa in casa le persone che venissero a rispondere al telefono. Entriamo nel borgo osservando le case in pietra e la chiesetta di Sant'Osvaldo e saliamo sul ripido sentiero che conduce agli Stauli, dove sorgono vecchie costruzioni rurali un tempo adibite a stalle. La traversata continua fino a Malga Migliana, quindi costeggia le pendici del Monte Vallina. Una breve deviazione ci porta ai resti di una trincea austro-ungarica della Grande Guerra. La lunga discesa tra i tornanti di Caserme Pra accompagna il cammino verso Vas, nostra meta finale. E proprio a Vas ci aspetta l'ultima escursione, un anello molto panoramico che si sviluppa sull'anfiteatro naturale che sovrasta il paese. Il sentiero ci porta alla sorgente del Fiume, un corso d'acqua dal nome alquanto singolare. Un
nome stranissimo, curioso, molto raro. Da cosa deriva? In termini molto antichi pare derivare da flumen de Avasio, e flumen identifica in latino il fiume, che qui evidentemente è stato troncato in fium per motivi dialettali. Le acque vengono convogliate all'interno delle viscere della montagna dal monte Zogo e dal monte Cesen e scorrono all'interno di formazioni di calcare del Vajont. È un torrente importante che ha dato vita al territorio, al paese, e anche forza motrice per gli opifici di un tempo. Dal sentiero, sostenuto da muretti a secco, raggiungiamo le casere Castelir e in breve la cima del colle, che fu probabilmente sede di un antico fortilizio, in un punto particolarmente strategico. Proseguiamo lungo un tratto panoramico e poi rientriamo a Vas, dove scendiamo alla riva del Piave. L'anello si conclude alla Cartiera, testimone di una secolare tradizione artigiana. L'acqua è un po' l'anima di questo spazio, di questa fabbrica secolare, ed è il motivo per cui diversi secoli fa è nata. Non è un caso che è nata proprio qui, fondata dai veneziani, perché il territorio, per condizioni orografiche, ha rivelato questo spazio che è una confluenza fra due corsi d'acqua fondamentali. Il Piave, che come sappiamo era l'autostrada dell'epoca, quindi c'era tutta l'epopea degli zattieri che partivano dalla montagna, arrivavano qui, caricavano la carta e poi arrivavano alla volta di Venezia, e il torrente Fium, che rappresentava la forza motrice di questa fabbrica, oltre che una delle materie prime per produrre un foglio di carta come questo che sto tenendo in mano. Nel 600 c'erano ben 8 ruote idrauliche mosse dal torrente Fium, e questa era la cartiera più grande della Repubblica di Venezia, quando Venezia produceva e stampava metà dei libri che giravano in Italia e un terzo di tutti i libri che giravano in Europa. L'acqua quindi come elemento assolutamente fondamentale. Chi dovesse venire qui in visita sentirebbe il suono dell'acqua un po' ovunque, e anche queste vasche dove io adesso sono seduto, che si chiamano raffinatori olandesi, servivano per produrre l'impasto della carta, proprio riempiendosi d'acqua e permettendo lo spappolamento delle fibre vegetali o della carta straccia con cui si partiva per ridare vita a dei nuovi fogli. C'è un filo azzurro quindi che lega questa fabbrica all'acqua, e se è vero che l'acqua ha dato i natali, i motivi per cui nascesse questo importante stabilimento industriale, neanche in qualche modo decretato la fine. Nel 66 la famosa alluvione ha creato danni abbastanza importanti all'edificio, allagando tutti i corpi di fabbrica un pochino più bassi e dando inizio a un lento declino che qualche anno dopo ha portato alla chiusura definitiva della fabbrica. Tuttavia questo sito è rimasto legato sempre all'acqua, è stato convertito per alcuni anni in pescicoltura, è ritornato di nuovo dormiente per qualche anno, e adesso come associazione, seguendo proprio il filo dell'acqua, abbiamo iniziato a riscoprire l'importanza storica e culturale di questo sito. Fra le cose siamo quindi ripartiti di nuovo a produrre carta a mano come si faceva per tradizione secolare. Questo è un foglio di carta cotone che viene fatta completamente a mano qui da noi, e abbiamo iniziato a raccontare questo sito anche e soprattutto attraverso il supporto principale che è l'anima di questo spazio. Questo è una delle cose che facciamo perché come associazione proponiamo attività didattiche legate alla carta ma non solo, visite guidate, e cerchiamo di raccontare tutto quello che il mondo carta e questo sito di importanza secolare ha ancora molto da raccontare. La cartiera cela anche curiose vicende storiche. Nelle ricostruzioni dedicate alla fuga di Giacomo Casanova dai piombi di Venezia nel Settecento si racconta che avesse trovato riparo proprio da queste parti. Ma l'incontro con Marcantonio Grimani, nipote di un suo inquisitore, lo costrinse a riprendere la fuga.
Un'altra curiosità la troviamo in un quadro di Giovanni de Min, conservato nel Tempio Canoviano di Possagno, nel quale dipinse una piramide che alcuni studiosi interpretano come un rimando alla cartiera di Vas e alla credenza ottocentesca che la carta avesse origini egizie. Sono particolari che aggiungono un tocco di mistero a questo luogo. Valle del Piave, una valle angusta, per certi aspetti anche molto spopolata negli ultimi anni, ma che sta tornando a nuova vita grazie a una rete di sentieri che permetterà una valorizzazione importante di questo territorio spettacolare tra le colline e il Piave, e che si chiuderà con la meravigliosa ciclabile del Piave, che porterà ulteriore indotto importante anche a livello internazionale. Si conclude così il nostro viaggio nel Canal del Piave, dove la vita ha sempre camminato in salita. Oggi questi luoghi, rimasti per anni in silenzio, stanno ritrovando il loro passo, grazie all'impegno delle realtà locali che aprono la strada a interessanti prospettive. E noi continuiamo il nostro viaggio che abbiamo iniziato bellissimo, veramente abbiamo dei posti stupendi, con un ospite graditissima che è Antonella Gaston, psicologa della cooperativa La Zattera. Grazie Antonella di essere qui, non so se hai ammirato, io veramente ho in mente le fragilità, portarle su questi posti, farli conoscere, farli vivere, perché sono vive, hanno voglia di vedere e tu lo sai quanto è problematico invece farli uscire. Mai fai delle proposte anche molto importanti. Questa mattina faremo vedere anche la locandina Special Olympics. Ecco, vedendo queste immagini, Antonella, cosa ti viene in mente? Intanto, ciao Mirella, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamata tua ospite, che è sempre un piacere. E niente, io sono rimasta incantata mentre vi aspettavo, ho visto sia parte del servizio prima che questi luoghi meravigliosi, e come mi fa pensare come comunque la natura, lo stare, noi abbiamo visto questi luoghi meravigliosi con dei percorsi, li abbiamo sotto casa e tutti noi potremmo alzarci e andare a fare la nostra passeggiata. E poi oggi, proprio a proposito di movimento, vi parlo della Special Olympics, il movimento integrato, lo sport, il movimento che lo Special Olympics è anche un movimento internazionale, globale, e quindi per me è sempre un piacere venire qui e raccontarvi i passi che stiamo facendo con la cooperativa La Zattera per tutta una serie di attività comunque di aggregazione, far conoscere anche noi i luoghi. Vi ho mandato delle foto dove i nostri ragazzi, i nostri amici l'estate vi ho portato le canoe e la spiaggia di Grado, e pochi giorni fa erano su a Forni di Zoldo. La natura è fondamentale per il benessere di tutti, sia per le persone con fragilità che le persone che magari apparentemente non ne hanno, comunque non ne hanno. Il movimento, lo stare a contatto alla natura e soprattutto lo stare insieme fa veramente bene al corpo e all'anima di ciascuno di noi. Allora, vediamo le foto che ha mandato, poi vedremo anche il video e anche la locandina, ecco, per capire l'importanza. Ecco, voi vedete queste persone che vivono la quotidianità, per fortuna grazie anche alla nostra Antonella Gaston, che forse qualcuno non si rende conto di quanto bisogno hanno di vivere anche loro la quotidianità.
Il problema è investire su queste persone con il trasporto, con la sicurezza, con le assicurazioni, ecco, con quello che può essere utile per una diversità mobile diversa. Cosa vuoi dire, Antonella? Guardate la felicità, l'allegria, loro sorridono perché stanno bene, sono assieme e si divertono, vivono quello che viviamo noi, però facciamo fatica a vederli, non sempre hanno la fortuna di avere un'Antonella o altri educatori che capiscono l'importanza dell'ambiente, della natura. Prego, Antonella. No, no, è fondamentale. Loro, vedete la gioia nei loro occhi, no? Loro vivono in queste occasioni, che sia il giro in canoa, che sia lo giocare a tennis, che è comunque la parte che seguo più io, sia qualsiasi attività, loro vivono la normalità, vivono il massimo delle loro abilità. E qua mi collego un po', oggi vedete ho la felpa Special Olympics Italia che ci rappresenta. Io oggi vi racconto, noi ci eravamo viste l'ultima volta, ti ho detto prossimamente andremo a Roma per il meeting nazionale di Special Olympics. Adesso, e poi ti racconterò delle novità. Adesso noi stiamo organizzando a Lignano i giochi nazionali estivi Special Olympics. Allora, per chi non conosce questo mondo, Special Olympics è un movimento globale. Tra l'altro avevo mandato anche un video molto bello di Special Olympics, non so se vi è arrivato, se la regia che racconta molto, è un video molto bello e molto toccante. Comunque Special Olympics è un movimento globale a livello mondiale che si occupa di allenamento e competizioni, ma soprattutto di quello che dicevi tu, l'integrazione e anche tutta una... Non si tratta solo di andare a fare la partita di basket piuttosto che altro. Se noi pensiamo intanto ai giochi estivi che ci sono, io mi sono tenuta qua le discipline, mi pare che sono 22 discipline, abbiamo già 4.227 preiscritti a questi giochi. Ti fermo un secondo, Antonella, perché abbiamo Giulia da Venezia, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Giulia. Sì. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e anche i tuoi graditi ospiti che hai là. Allora Mirella, io volevo dire che con gli altri ospiti che hai là, mi hai sentita fino adesso, Mirella? Sì, bene. Sì. Con gli altri ospiti che avevi prima, che hanno nominato il santuario di San Vittore Corona. E allora volevo dirti, Mirella, che ho il libretto in mano, perché sono passata in quel santuario, sono entrata, è uno splendore, Mirella, e perché i volontari, gli alpini, hanno fatto anche il sentiero dei 7 capitelli e hanno costruito 188 gradini e allora Mirella ero andata a guardare una fiera di Feltre con mia figlia e suo marito, mio genero, e lassù su questo santuario c'era anche un grande libro che si potevano mettere le firme, abbiamo anche messo le nostre firme, è veramente un posto bellissimo, era un convento di monaci e stai facendo, Mirella, complimenti anche a questi graditi ospiti e quelli di prima, veramente dei posti meravigliosi. Mirella, veramente che meritano di essere visitati, però cosa vuoi? Adesso io non mi muovo, ma veramente quello che posso dire, e anche dei zattieri che ho il libro, lo dico, grazie Mirella, mi auguro una buona giornata, cara, anche ai tuoi ospiti, a tutti. E cara Mirella, ciao e grazie per tutto quello che fai, Mirella. Ciao cara Giulia, io so che vi fa piacere vedere queste cose, speriamo fra poco inizi la primavera, la voglia di uscire, di vedere questa natura che si risveglia e anche questo mondo dei diversamente fragili che finalmente qualcuno ha capito che è ora veramente di guardarli con altri occhi. Andiamo a vedere questo video di Special Olympics.
happiest day of my life. A boy that would love football as much as I did. I waited 9 long months, and then you were born. And you gave me the most unexpected surprise. And you were a beautiful girl. And football just wasn't your sport. I wanted so much to teach you about this game. But in the end, it was you who ended up teaching me about life. I am your biggest fan. Veramente toccante, Antonella, hai fatto bene a farlo vedere per far capire la meraviglia di queste creature. Prego, Antonella. La meraviglia proprio di queste creature sono, cioè, io credo che stando a contatto con loro guadagniamo noi più che loro, perché ti danno veramente tanto. Tu prima mi hai chiesto cosa si può fare, no? Allora, io ho parlato dell'evento di Lignano che stiamo organizzando, ci stiamo Vediamo anche la lavorando locandina, grazie alla regia, prego. Sì. Però la cosa importante che ci tenevo a sottolineare è che è vero, ci sono tantissime discipline, tantissimi atleti, eccola qua la locandina, ma è vero che all'interno di queste giornate abbiamo diversi programmi, il programma scuola che va a fare un gemellaggio tra le scuole e i ragazzi, i nostri atleti. C'è poi soprattutto il programma salute, qua mi interessava dirlo, perché all'interno di queste giornate abbiamo lo screening autometrico, sto leggendo se no non me lo ricordo, lo screening odontoiatrico, lo screening podologico, lo screening audiometrico, fisioterapico, nutrizionale e gli screening psicologici. Tra l'altro ho scoperto proprio la scorsa settimana che ero a Lignano per la riunione per organizzare che gli sponsor, adesso non faccio nomi, ma per esempio per gli occhiali, dopo che fanno lo screening autometrico danno a tutti i ragazzi che hanno bisogno di occhiali gli occhiali nuovi e chi non ha bisogno di occhiali gli regalano gli occhiali da sole. E mi raccontava la presidente nazionale, raccontava a tutti che quando organizzano questi eventi nei paesi più poveri del mondo c'è la coda per fare questi screening, magari partecipano meno alle gare, ma è l'importanza di portare la salute oltre che lo sport, che è veramente l'obiettivo da cui si è partiti, l'integrazione attraverso il movimento. Con questi programmi, queste gare che vanno a premiare l'impegno più che le abilità. I ragazzi vengono premiati tutti, dal primo all'ultimo. Non è che i primi 3, e soprattutto competono con ragazzi alla pari. È inutile, lo stesso tennis ha diverse discipline, perché è un po' mettere insieme, fare tipo il saggio finale dove io mi esprimo al meglio delle mie capacità e già ho vinto, perché non devo vincere contro l'altro ma devo vincere contro me stesso, dare il meglio di me stesso, e è quello che ci fa vincere sempre e comunque. Tonella, ma perché si fa così fatica a mettere assieme, perché le fragilità non possono difendersi e non tutti hanno la fortuna, come dicevo prima, di trovare un'Antonella Gaston o altri educatori che capiscono l'importanza della quotidianità nello sport, nella vita normale. E perché si fa così fatica? Perché si è diventati così pigri? Io sto ascoltando delle mamme di questi ragazzi e ragazze, sono molto preoccupate, te lo dico veramente, Antonella, perché non vedono progressi, fanno fatica ad essere ascoltate, fanno fatica a far capire che i loro ragazzi hanno il diritto a quello che hai detto tu, alla quotidianità, che può essere la gita, può essere lo sport, può essere il
lavoro. I numeri non ci sono, Antonella. Io ai sindacati si assume poco, si ha sempre paura del diversamente agile, perché rallenta, perché non posso. Ecco, cosa vorresti dire anche a queste mamme e a questi imprenditori che fanno fatica ad assumere? Non abbiamo i numeri, eppure sono bravissimi quelli che riescono veramente a far capire che hanno imparato e che possono lavorare seriamente. Prego. Guarda Mirella, allora con la cooperativa La Zattera di Grado è nata proprio per l'inserimento lavorativo. Il ramo dello sport è arrivato con me, ma la cooperativa c'era già prima di me. Loro e noi, perché io sono parte della Zattera, puntiamo il lavoro nobilita, ma in tutti i sensi, perché questi ragazzi, al di là dei soldini che portano a casa, dello stipendio, perché se noi usare la parola soldini, se noi pensiamo all'integrazione, questi ragazzi li dobbiamo trattare alla pari. Se io dico soldini, già sminuisco il lavoro che fa questo ragazzo, lo stipendio, perché sono persone assolutamente alla pari nostre con abilità diverse. E è vero che gli imprenditori, le aziende dovrebbero magari spingersi un po' di più, e noi come Zattera stiamo veramente, non ho i numeri alla mano, ma stiamo veramente inserendo tante persone che possono lavorare con noi e attraverso noi, perché poi facciamo anche da canale. Però vedo anche tante resistenze. È vero, alcune famiglie chiedono che vorrebbero di più, però tante famiglie, quando gli si dà, fanno sempre un passo indietro, perché l'integrazione è fatica per tutta la rete che si mette in gioco per far sì che questo accada, ma è fatica anche per le famiglie, perché comunque la vita è frenetica e ci vuole un impegno sia della persona diversamente abile, ma anche della famiglia che spinga verso questa autonomia. Possono esserci 1000 motivi, da resistenze culturali, da problemi oggettivi, perché tante volte la disabilità è uno dei problemi di questa famiglia, e comunque integrare è fatica, è un percorso faticoso sia per noi che volontari, perché io sono una volontaria, io lavoro in azienda ULSS 2, per cui tutto questo lo faccio oltre il mio lavoro, proprio perché mi arricchisce, perché mi dà quel qualcosa in più che tutti noi avremmo bisogno. Quindi favorire anche il volontariato da un certo punto di vista è importante, perché entrare in un mondo per alcuni aspetti diverso dal nostro ci arricchisce, però anche le famiglie dovrebbero fare lo sforzo. Allora, le istituzioni hanno tanti limiti, lo sappiamo, e non apro capitoli oltre, però se ci mettiamo insieme questi limiti li superiamo. Non allora io volevo anche parlare con te di quello che è successo purtroppo qui a Padova, un secondo suicidio in carcere. Tu sei anche una psicologa, si parla di integrare, di far capire l'importanza di fare altri percorsi. Andiamo a vedere secondo suicidio in carcere, poi lo commentiamo con Antonella Gaston. Anche questa è integrazione. 2 rose rosse sui cancelli del 2 Palazzi. Una è per Giuseppe, il detenuto dell'ala di alta sicurezza che si è tolto la vita mercoledì a 73 anni. L'altra è per un uomo di 35 anni, italiano di etnia Sinti. Era un papà e faceva fatica a vedere suo figlio. La sua morte è stata scoperta poche ore fa. Era rinchiuso nell'ala dei detenuti comuni, non ha retto, e si è impiccato nel bagno della sua cella. Una scia che non si interrompe al 2 Palazzi, fino a pochi mesi fa modello per i percorsi di reinserimento, che a fronte di una capienza massima di 432 posti accoglie 670 persone. Mercoledì erano sotto la pioggia battente. In queste ore drammatiche davanti al carcere sono tornate le associazioni. Dolore su dolore, devo dire, dal trasferimento a Pietro che ha scelto di andarsene.
come già si sa, e la notizia di oggi che riguarda un'altra sezione, riguarda una persona giovane. Per noi questi sono momenti, per noi tutti del coordinamento, volontari, cooperative e per il personale sono notizie, gli educatori, gli agenti, la direttrice, sono notizie drammatiche. Sovraffollamento ma anche scarsità di agenti. A Padova sono 310 quando ne servirebbero 445 operatori a contatto diretto con i detenuti che spesso le vite riescono a salvarle. Se un operatore di polizia penitenziaria deve badare a un sproposito di detenuti a lui affidati, diventa difficile il controllo della stessa persona. Ecco, dispiace. Nel frattempo si sta completando lo svuotamento dell'ala di alta sicurezza, dove dei 22 presenti fino a lunedì restano solo 2 persone. Io li ho visti ieri, uno di questi della generazione settantenni, che è la maggioranza, e uno molto giovane. Mi hanno detto adesso che sono ancora qui e gli altri sono tutti, stiamo cercando di ricostruire anche attraverso le famiglie, qualcuno a Secondigliano, qualcuno a Sulmona, qualcuno a Parma. Ripetuti i colloqui con la direttrice che ha incontrato anche il garante nazionale per i detenuti. Nel frattempo non mollano volontari e associazioni che hanno scritto ai responsabili dell'amministrazione penitenziaria. Noi aspettiamo, perché abbiamo chiesto un incontro, vogliamo parlare, sentirci dire, perché non essere avvisati di questa operazione, secondo noi dopo anni e anni di lavoro è drammatico. Allora, Antonella Gaston, ecco, questo reinserimento, questa integrazione, questi giovani che quando riescono a capire che sbaglio o se hanno capito lo sbaglio che hanno fatto, ecco, il carcere è duro, lo dicevo ieri, non è una passeggiata, vuol dire perdere la libertà e per un giovane perdere la libertà è una cosa drammatica. Secondo te c'è la volontà di cercare di capire come aiutare queste persone che sbagliano, specialmente se sono giovani, vediamo cosa trovano dietro l'angolo, armi, droga, fumo, alcol, di tutto e di più. E se non hai qualcuno che ti prende per mano, ecco, poi è molto difficile recuperare, perché quando prendi quel percorso, prima si parlava di sentieri, io direi qual è il sentiero che offriamo a queste persone che purtroppo hanno sbagliato, si sa, ma che dobbiamo dare una possibilità di integrazione. Prego Antonella. Sai Mirella, io penso quando accadono queste cose abbiamo fallito un po' tutti. Allora, abbiamo fallito perché probabilmente le carceri, abbiamo sentito i numeri delle persone che sono incarcerate, che sono tantissime rispetto a una capienza minore, pochi operatori all'interno delle carceri, molto meno. Il paradosso è che rispetto ai numeri chi è dentro è molto di più e chi dovrebbe supportare, integrare, aiutare è molto di meno, per cui come vedi la bilancia è molto sbilanciata. Quando parlo di fallimento di fronte a questi eventi, è un fallimento di tutti per il recupero e la riabilitazione dei delinquenti, di chi ovviamente è in carcere per dei motivi, è giusto che ci sia, non è che non... Però rispetto ai giovani è un fallimento di tutti, perché ci troviamo di fronte a ragazzi che delinquono già in giovane età. Non si tratta solo dei Maranza, ma si tratta veramente di situazioni quotidiane, dove vedevo ieri sera che in TV che anche i metal detector per intercettare il coltellino per chi va a scuola, che noi lo sentivamo solo in America, adesso lo stiamo vivendo anche nei nostri piccoli comuni. E poi fanno con le stampanti 3D le stesse armi in plastica che non vengono, avevano preso un ragazzo che le stampava e le vendeva poi, quindi abbiamo lo spaccio di sostanze ma anche di armi in un certo senso. E qui falliamo tutti noi, perché comunque credo non solo, tante volte si punta il dito sulla scuola, ma c'è una famiglia alle spalle. E spesso le famiglie non sono più adeguate a essere dei modelli, a mettere dei limiti. I ruoli genitoriali si sono molto indeboliti, per cui bisognerebbe partire, a mio parere, da là, da dare un supporto veramente
alla genitorialità, tu parli sempre di rete, Mirella, ma una volta scuola e famiglia lavoravano insieme, adesso sembra che siano contrapposte. Se prende 5 non si va a strillare al professore, a discutere, a litigare, mentre una volta prendevi 5 ma è a là casa che dobbiamo lavorare, purtroppo, Antonella Gaston, su quello che non funziona, sulla famiglia che non c'è. Perché il ragazzo da solo non può difendersi se nasce su quella famiglia, perché quando dicono Dio, patria, famiglia, io ho aggiunto scuola, e se no io non ho niente di questo, cosa faccio? Cosa faccio? Dove vado? Ecco, non è che le offerte siano, se non hai soldi, se non hai conoscenze e la possibilità di resistere. Allora saluto e ringrazio anche l'architetto Andrea Bellieni, responsabile del Museo Correr a Venezia. Prima abbiamo toccato con i sentieri del Piave, il Museo del Piave anche Venezia, dove abbiamo la meraviglia delle meraviglie. Grazie Andrea di essere qui, sei arrivato in ritardo, ma mi fa piacere lo stesso per capire quello di cui stiamo parlando, ma quanto può salvare la cultura, la bellezza, anche con le fragilità. Io devo ringraziare sia la Presidente che l'architetto Bellieni per quella visita meravigliosa che abbiamo fatto proprio qui, diversamente agili e qui diversamente giovani, in questa meraviglia di Palazzo Correr, per vedere la storia, ecco, la bellezza dell'antico e soprattutto la curiosità, l'attenzione che hanno dimostrato queste fragilità quando entrano nella bellezza. Prego, architetto Bellieni, e grazie. Sì, c'è intanto buongiorno a tutti, a te Mirella e a tutti gli ascoltatori. Sai che c'è uno slogan, no? Che la bellezza salverà il mondo, no? Credo che dovremmo veramente crederci. La bellezza sotto tanti punti di vista, no? Prima abbiamo visto la bellezza della natura, della montagna, del paesaggio umano, della nostra montagna veneta. E tu adesso parlavi della bellezza di Venezia, assolutamente unica, iconica, ma la bellezza c'è appunto in tanti aspetti, diciamo, della nostra vita. Dovremmo saperla vedere, dovremmo sapere come alimentarcene, e credo che sia proprio vero, insomma, che la bellezza può farci ritrovare la parte importante della nostra umanità. Diciamo che la bellezza non è da intendere soltanto come contemplazione, no, estetica, è un alimento, no, che deve esserci necessario come l'aria, come le cose per noi più essenziali. Ecco, Mirella. Allora, vediamo anche le foto che ha mandato l'architetto Bellieni per capire l'importanza. Allora, vediamo la foto che ha mandato. Partiamo con questa foto, Andrea Bellieni. Cosa stiamo vedendo? Lo splendore veramente del passato. Ho scelto di rimanere a Treviso. Andiamo a Treviso. Di rimanere... io trevigiano, naturalmente. No, sono, un amante, naturalmente, della mia città, e un po' per alleggerire, no, un po' i temi così impegnativi, così densi della tua trasmissione, pensavo, di proporre al nostro pubblico una carrellata di immagini trevigiane, storiche però, no? E se sei d'accordo... Certo, le stiamo facendo vedere. Prego, Andrea. Ecco, così... capitiamo, sono immagini storiche che ci riportano veramente alla seconda metà dell'Ottocento, diciamo il primo Novecento, la stazione come si trovava, com'era fino alla ricostruzione dell'ultimo dopoguerra, no? La stazione che era stata costruita sotto il governo austriaco e inaugurata con il primo tratto della linea ferroviaria che arrivava appunto da Venezia a Mestre fino a Treviso nel 1851, pensati. Con queste immagini rientriamo un po' anche nell'attualità, no? C'è un gran parlare oggi, no? In questi giorni del prolungarsi dei lavori
nel piazzale della stazione, che adesso stiamo vedendo appunto anche in queste immagini. Penso che possa essere interessante per molti, no, vedere com'era questo luogo, appunto oggi così un po' sotto l'attenzione di tutti, proprio per questo fatto dei lavori, ma appunto che sarà completamente rinnovato, che si presenterà sotto un aspetto completamente nuovo da come noi lo conosciamo. Come si presentava appunto fino al dopoguerra ultimo, fino al 1944-45. La facciata della stazione, vedete com'era, così neomedievale, un castelletto, molto bella anche all'interno, con una grande hall a colonne neoclassica, era veramente una costruzione molto bella. Avete visto che prima i binari dei treni erano contenuti in una pensilina, prima era in muratura, poi nel primo Novecento è stata rifatta in ferro e vetro con la tecnologia ingegneristica che allora andava per la maggiore, un po' come la stazione di Milano, no? Così era anche nel suo piccolo anche la stazione di Treviso, vedete, molto bella, molto piacevole, poco traffico, vedete. Il famoso tram che per Treviso e il Veneto una vera grande innovazione, proprio la modernità che arriva, mi pare nel 1907, e collegava appunto attraverso il Terraglio, il capolinea era appunto davanti alla stazione, Treviso con Mestre. Era in progetto anche il collegamento diretto con Padova, ma quello non è stato attuato. Però questo con Mestre è importante, a partire dal 1907, proprio una vera metropolitana. Allora Andrea, avevano già una visione molto più ampia, avevano già capito l'importanza di questa mobilità. Dei giardini bellissimi, il cavalcavia non era stato ancora costruito, era costruito negli anni 20, e quindi vedi proprio, sai, fuori delle mura cominciava la campagna, no? Oltre i binari ferroviari, la linea ferroviaria, c'era naturalmente proprio molto più modesto di adesso il borgo di San Zeno. Ecco, vedete davanti alla stazione c'era una costruzione medievale, un bellissimo neomedievale, neogotica, il caffè Pacchio, era un bellissimo caffè molto frequentato dai trevigiani che facevano la passeggiata uscendo dalla barriera Elisabetta, che poi vedremo, il casello dazziario, in realtà vedete la ciminiera dell'officina del gas. Allora, architetto, lo splendore del passato che si scontra con uno splendore del moderno che di splendore ha molto poco. Avete visto la bellezza, la pulizia, l'eleganza delle persone che avete visto, le camicie bianche, il vestito nero, il cappello. Ecco, Antonella, cosa vuoi dire tu da psicologa? Questo splendore del passato che si fa fatica a capire nel moderno? No, stavo pensando alle immagini della stazione ferroviaria di quegli anni con queste persone appunto elegantissime, questo senso veramente di ordine, di pulizia, e penso adesso quando entriamo nelle stazioni ferroviarie che ci stanno mettendo l'esercito perché c'è di tutto e di più. È come, cioè, sono due mondi diversi, è vero che siamo andati avanti, ma abbiamo perso anche tanto. Guarda, adesso uno entra, a parte la bellezza proprio architettonica di queste strutture, ma penso proprio mentre parlava l'architetto notavo, prima che lo descrivesse anche il tram, no? Come eravamo avanti e erano già dei progressisti. Antonella, erano già dei progressisti. Certo. E purtroppo il nostro progresso per alcuni aspetti è una regressione, è un peggioramento. Tanto è vero che torniamo indietro perché abbiamo rimesso i tram, stiamo rimettendo i tram, prima li abbiamo tolti e poi li abbiamo rimessi. Ecco, Andrea Bellini, architetto, lo splendore del passato, come dicevo prima, che si scontra con una realtà che a molti non piace più. Prima appunto il dottor Carraro diceva che ha sentito un ragazzo che ha detto: per carità, la metropolitana nella mia città anche
anche no, non la voglio, ecco, porta degrado. Ecco, lei invece, architetto, tu invece, ti abbiamo detto naturalmente che vivi lo splendore del passato e stai cercando di spiegarlo, perché la storia è storia, queste mecenate che investivano nella bellezza, in questa meraviglia che ci hanno poi lasciato fortunatamente, e grazie anche a questi direttori, a questi esperti, a questi architetti che cercano di portare avanti, perché la storia è storia e per fortuna che c'è. Io cito sempre quella frase che c'è su un edificio a Verona molto bello fatto da un commerciante, dove che poi alla fine ha scritto conserva. Ecco, questa frase conserva. Ecco, come vede l'architetto Bellieni, ecco, la parola conserva di questo mondo sempre in fretta, queste colate di cemento, questo buttare via tutto che facciamo prima a costruire il nuovo. E poi avete sentito che nuovo che ha detto l'architetto appunto Natascia Calandrino Van Cliff. Prego. Conserva è un bel monito, perché diciamo che non c'è visione del futuro se non c'è anche memoria delle nostre radici, no? Il conserva significa appunto conserva la tua identità, conserva le tue radici, ma guarda avanti, no? Tu evidenziavi, no? La bellezza, ma anche, come il tuo ospite prima appunto sottolineava nel caso del tram, la visione e il progresso, diciamo. Treviso era progressista, ma Treviso, diciamo, a quell'epoca, ma non solo Treviso, diciamo che era un clima generale, no? E pensati che la ferrovia arriva nel 1851, quindi eravamo ancora in pieno governo austriaco, no? Che, come dire, così, sui libri di scuola solitamente viene fatto coincidere con un'epoca, come dire così, un po' oscurantista, no? Di stato un po' di polizia, cosa che è certamente vera, ma in realtà è quell'epoca in cui come dire, si pongono tutte le basi di quello che sarà il futuro, di quello che sarà il Novecento, di quello che sarà quello che noi abbiamo conosciuto, cioè il progresso, il moderno, no? E Treviso ebbe la fortuna di avere degli uomini proprio di visione, di grande proprio prospettiva. Proprio. Il tram è stata un'iniziativa fortemente voluta dal famoso sindaco Félicien, no? Cioè, Viale Félicien, forse i trevisani non sanno che è intitolato a questo loro grande sindaco, un sindaco che, come dire, oltre a dare a Treviso e all'area metropolitana il tram, ha, non so, realizzato i giardini sulle mura, per dire, no? E quindi un uomo di visione che ha lasciato il segno, e dobbiamo essergli riconoscenti tuttora. Ma così come molti altri degli industriali straordinari come Graziano Appiani, no? E molti altre figure, c'era un'area un po' diversa, devo dire, sia nell'Ottocento, sia nel primo Novecento, sia poi ciclicamente dopo le guerre, no? La prospettiva di un futuro migliore e di un progresso che migliora la vita, che migliora la prospettiva, ma non taglia le radici col passato, no? E penso che sia un insegnamento, un equilibrio che dovremo trovare anche noi ora, no? Penso che molti amministratori, proprio coloro che, come dire, hanno il dovere della cura delle nostre città e delle vite dei cittadini, ne siano spero molti consapevoli e quindi si muovono in questa linea, no? Noi tra poco vedremo una stazione completamente rinnovata rispetto alle immagini che abbiamo visto, rispetto naturalmente a quanto ricordiamo fino a ieri, e sarà sicuramente un qualcosa di diverso e non dubito che sarà certamente più funzionale, più allineato. Quello che però si nota, Andrea Bellieni, è l'armonia, il rispetto del paesaggio e del verde. Tu vedi la costruzione, ma ci sono sempre gli alberi,
queste aiuole curatissime, questa certo. pulizia. Cioè questo si nota o sbaglio? Antonella, cosa vedi tu in queste immagini rispetto per l'ambiente del verde? Non vediamo alberi capitozzati, ma vediamo alberi bellissimi, rigogliosi, queste aiuole curatissime. Adesso siamo nel 2026 con la tecnologia che abbiamo e guardate quando ci muoviamo cosa vediamo. Prego Antonella. No, a me dà un senso di pace vedere queste immagini, veramente dà un senso di pace, di serenità, di tranquillità e di armonia. E forse tanti architetti, io non sono architetto e non mi metto a giudicare, ma probabilmente molte scelte, non lo so, non ci restituiscono la stessa armonia di allora. E mi colpiva un'altra cosa guardando le immagini di come era futurista Treviso. Non so se avete notato, c'era in una immagine il noleggio auto, per cui cosa che adesso per noi è la quotidianità. Pensare allora, le auto erano sicuramente pochissime, proprio per pochi potevano permettersele, e la cartolina mi ha colpito che c'era noleggio auto, per cui dal tram all'autonoleggio già c'era una prospettiva di un futuro sicuramente più attivo, più all'avanguardia. Eccolo qua, il noleggio auto. Mi ha colpito molto dentro la Porta Alpinia, tra l'altro. Prego, Andrea Bellieni. No, proprio dentro a Porta Alpinia, non so se avete notato. Sì, Porta Alpinia. Abbiamo Comunque notato. certamente i ritmi della vita erano molto, molto diversi, certamente la vita era diversa, e, come dire, sì, la giornata aveva 24 ore anche all'epoca, ma erano certamente diverse. Una Treviso poi che era una Treviso ancora, come dire, ancora al centro di un territorio che era praticamente esclusivamente agricolo, no? Però con qualche lume di industrializzazione, no? Abbiamo parlato prima delle iniziative industriali veramente di respiro internazionale di Appiani, industria ceramica ben nota, poi c'erano anche altre, anche realtà, la fonderia per esempio in industria meccanica a Santa Maria del Rovere, per cui insomma qualche barlume di industrializzazione c'era anche nella nostra Treviso, città commerciale, città di scambi. Ecco, qui non so se riconoscete, siamo praticamente oltre Ponte San Martino e stiamo imboccando il Corso del Popolo. Sì. Si vede bene, si vede bene. Sì. Però vorrei anche fare un passaggio prima di chiudere, perché mi sembra anche doveroso, per rispetto anche di questo museo Correr, alcune foto che ha portato e ha mandato il nostro architetto Andrea Bellini per capire quanta bellezza abbiamo attorno a noi, dal Museo del Piave a pochi chilometri da Treviso, ci spostiamo a Venezia a pochi chilometri. Vediamo se il nostro bravo regista, ecco, Mattia Pizzaglia, riesce a mandare qualche foto del museo Correr dove opera il nostro architetto. Ecco, è la bellezza veramente che ci ha lasciato la storia, questa storia, e soprattutto che turisti ci sono. Ecco, cosa vede l'architetto Bellini quando si aprono le porte di questa meraviglia del museo Correr? Chi è che entra? Gli stranieri cosa dicono? E gli italiani, ma anche i veneti. Prego, guardate la bellezza di queste sale, guardate di queste stanze meravigliose. Prego Andrea, ti ringrazio per queste foto, prego. Beh, queste sono le immagini per esempio delle sale reali da poco restaurate. In un ritratto vedete in primo piano proprio di Sissi, quindi ci riporta ancora all'epoca in realtà austriaca. Comunque Venezia è Venezia, e il Museo Correr è in piazza San Marco. Voi sapete che occupa praticamente due lati della piazza, l'ala napoleonica più l'ala delle procuratie nuove. È il museo della città, è il museo di Venezia, la racconta e ne conserva delle importanti testimonianze storico-artistiche, e quindi diciamo appunto, come dire, è la quintessenza della città raccontata ai visitatori. Certo,
Oggi i visitatori di Venezia è un pubblico assolutamente eterogeneo, internazionale, cosmopolita, è difficile, come dire così. E i giovani no? Che vengono a visitare dicono i giovani la cultura non interessa, ci sono pochi giovani. Andrea, mi senti? I giovani, quanti giovani vengono a visitare? È vero che... Nemmeno pochi, soprattutto il pubblico internazionale, anche giovane, coppie giovani, gente molto interessata anche dall'estremo oriente, da luoghi molto lontani, molto interessati, diciamo, a Venezia e all'Italia in particolare. E direi questo è molto interessante, anche un pubblico, direi anche molto giovane, internazionale e multiculturale, perché appunto, come ti dicevo, le esperienze, le culture che si affacciano appunto alla conoscenza nostra, in questo caso di Venezia, sono molteplici, assolutamente variegate, no? Io tante volte appunto ti dicevo mi immedesimo, no, con la base culturale, non so, di un coreano, no? Metti caso, quanto viene recepito, no, di ciò che io espongo, di ciò che io presento, e anche è giusto come io lo presento e lo espongo e lo illustro, no? Questa persona con le proprie radici culturali sarà in grado di interpretare, di capire quanto, no? di quello che io gli sto trasmettendo, per cui è come dire, un tema che è anche una bella sfida, direi io. Purtroppo il tempo è terminato, devo salutare gli ospiti. No? Andrea, purtroppo il tempo è terminato, mi farebbe piacere averti ospite ancora, perché io sono convinta che la cultura e la bellezza riusciremo a superare soprattutto tanti paletti anche per queste fragilità. Antonella Gaston, come ci saluti, cosa vuoi dire? Ci saluto che la bellezza sicuramente ci salverà in molte situazioni e penso alla bellezza dei nostri atleti e dei nostri ragazzi che salvano anche noi, ci fanno vedere una parte bella di questo mondo che alcune volte è un po' triste, un po' ci delude, ci fa star male. Siamo tutti insieme, sicuramente faremo del mondo qualcosa più bello. E se avrai piacere, io sono sicura che Andrea Bellieni, ecco, gradirà quello che sto dicendo. Mi farebbe piacere venire con questa associazione La Zattera a visitare il museo Corer, piacerebbe tantissimo, come l'ho fatto con altre associazioni, portare anche La Zattera a vedere la meraviglia. Andrea possiamo Bellieni, organizzare sicuramente, se l'architetto ci fa questo regalo, noi lo apprezziamo sicuramente. Prego Andrea Bellieni, come ci saluti? Grazie. Ho chiesto come ci saluti, Andrea, con quale messaggio vuoi lasciarci? No, mamma mia. Beh, dai, l'abbiamo detto e ripetuto, la bellezza salverà il mondo, è una frase di Dostoevsky, quindi pensati, uno scrittore russo, e penso sia vero, dobbiamo crederci, ecco, quindi... Diciamo, e noi chiudiamo proprio con questa bellezza, con questo video Special Olympics, per far capire quanta bellezza non riusciamo a vedere, che forse dobbiamo veramente guardare con altri occhi. Io vi ringrazio, saluto i miei ospiti, andiamo e chiudiamo con il video di Special Olympics. When I found out you were coming, it was the happiest day of my life. A boy that would love football as much as I did. I waited 9 long months, and then you were born. And you gave me the most unexpected surprise. You were a beautiful girl. Just wasn't your sport. I wanted so much to teach you about this game. But in the end, it was you who ended up teaching me about life. I am
I'm your biggest fan. E anche questo sabato partiamo con lezioni di sicurezza con Gianni Donadelli, informatico, perché anche questa settimana, l'altro giorno proprio, è successo di tutto e di più con questo messaggio che è arrivato, penso ai nostri diversamente giovani, che riguardava il CUP. Prego Donadelli, cosa è successo? Sì, bene, perfetto, la regia l'ha proiettato. Eccolo qua il messaggio. Sì, arriva un SMS, è arrivato anche a me, è arrivato a tanti, e che dice appunto si prega di ricontattare con urgenza i nostri uffici CUP e siccome tutti, probabilmente tanti, abbiamo degli appuntamenti magari avanti nei mesi, la cataratta a giugno, la prima cosa che ci viene in mente è wow, finalmente me l'hanno anticipata. Se non avessi nessun appuntamento, la prima cosa che mi viene da pensare è che con tutte le novità che ci sono, il mio medico si è preoccupato in autonomia di prenotarmi una visita. Quello che succede, se clicchiamo su quel numero lì, è un numero di telefono a pagamento. Lasciamo pure l'immagine, grazie. Quell'893 è un numero a pagamento. Sembra che non costi tanto, 10 centesimi alla risposta, 80 al minuto, 1 euro al minuto. Il problema è che se lo chiamiamo, l'interlocutore dall'altra parte ci terrà lì un quarto d'ora, 20 minuti, perché comincia a chiedere: ma lei ha una prenotazione, mi dica chi è, mi dia il codice fiscale, io devo cercare il codice fiscale, gli detto DND, non lo capisce, mi dice scusa, ripete, e l'allunga. Se mi tiene lì un quarto d'ora, mi svuota 15 euro di ricarica. Quindi, novità di questa settimana, ogni giorno ce n'è una, se arriva questo messaggio non cliccare lì, perché quello lì è un numero di telefono, non sembra un numero qualunque, ma è un numero di telefono. Parte la telefonata e ci svuotano il credito telefonico. Se proprio avessimo una prenotazione in corso e ci venisse il dubbio, è sufficiente prendere noi il telefono, chiamare il numero che sappiamo essere il vero numero del CUP e non quel numero. Quindi, come dice sempre Mirella, diffidiamo sempre e non schiacciamo dappertutto. Allora, un'altra cosa importante è da capire che soprattutto questi messaggi che arrivano devono essere attenzionati nel migliore dei modi. Ma qualcuno mi chiedeva, Donadelli, ma la privacy, questi numeri, perché non è arrivato solo con questo numero, è arrivato anche con altri numeri, sembravano numeri di cellulare qualsiasi. Sì. Ecco, come funziona? Sì, questi dati, chissà dove saranno i miei dati, a chi sono stati dati, ma la privacy dov'è? La sicurezza della privacy. Il problema è che ormai i dati li abbiamo già dati, li abbiamo già forniti. Li abbiamo già forniti da anni, quando scaricando un'applicazione abbiamo confermato, accettato le varie clausole. Ormai è tardi per questo e quindi possiamo, certo, possiamo non rispondere noi alla telefonata, ma non possiamo impedire che loro abbiano i nostri numeri, e hanno veramente i nostri numeri, non è che ci provino con dei numeri a caso, perché abbiamo fornito i nostri dati, documenti compresi, perché le truffe sono solo di due tipi. Il truffatore o ci chiede soldi, ci vuole svuotare il conto, il credito telefonico, o vuole i nostri dati, compresi i documenti, il numero di telefono per prima, perché è la prima cosa che si fa quando si crea un account di qualunque tipo. Ormai li abbiamo già forniti, non possiamo tornare indietro. Quello che possiamo fare per difenderci è riconoscerli, perché in effetti noi qua stiamo parlando di informatica, di sicurezza, ma in realtà il punto è sapere le cose, essere informati. L'informazione è libertà. Lei qui sta facendo cultura, stiamo parlando di società. Il mio amico David Orban ancora 10 anni fa ha scritto un libro, Con che velocità arriva il futuro. Il futuro è già arrivato, non solo è qui attorno a noi, ho anche l'impressione che ci abbia dato una spallata e sia andato avanti. Basta vedere con l'intelligenza artificiale. Esatto, quindi dobbiamo difenderci e non possiamo dire non è un nostro problema. Perché dico è informazione?
Perché se noi diciamo solo informatica, qualcuno cambia canale e dice ma a me l'informatica non mi interessa, invece deve interessare. Non è solo il problema della signora Carla di Montegrotto che non vede più gli orari. E io ieri, senza fare pubblicità, ero in un noto centro commerciale svedese a Padova, fuori dall'autostrada, e non c'erano più le cassiere. Al bar non c'era la cassiera. Lei avrà perso il posto? Spero di no, forse no perché fanno fatica a trovare persone per quelle attività. Quindi ho avuto una difficoltà potenziale, il fatto che mi sia dovuto arrangiare, si chiamerebbe prosumerismo, a prendere il caffè con tutti i tasti da premere, salire, scendere, dire che non ho la tessera, però avevo anche un vantaggio, invece di essere il quarto della fila in attesa per prendere lo scontrino, ce n'erano 4-5 totem, ognuno era davanti, quindi abbiamo i timori e abbiamo le opportunità. Il problema è capire come comportarci, come adoperare questi strumenti, è là il grande problema. Quale slide vediamo adesso? Poi vediamo la 1, però visto che mi ha toccato questo argomento, le paure creano una condizione che ci viene di non utilizzare l'apparato o anche di vietarlo l'apparato. Io a mio nipote Giorgio Leone non devo dire non usare il telefono, ne ho parlato anche l'altra volta, devo dirgli devi usare il telefono in questo modo e non in quest'altro. E questa cosa qui non vale solo per la vita digitale, questa nostra vita digitale, ma anche per quella analogica, quella reale. Sempre rivolgendomi a lui potrei dirgli: io non devo vietarti che tu ti avvicini alla libreria, devo spiegarti che i ripiani servono per sostenere i libri e non per salirci come ha fatto un paio di giorni fa, perché poi il ripiano si rompe e la nonna gli corre dietro. Allora, andiamo a vedere le slide. Esatto, l'uso corretto dello strumento, non è lo strumento il problema. Allora, calmi tutti. Allora, Donadel, tantissime icone, troppe, che ne servono pochissime. Esatto. Ecco, lei cosa toglierebbe a una persona che non sa adoperare, che ha iniziato appena adesso a capire appena come si fa a telefonare o ricevere un messaggio? Soprattutto quell'icona grigia che avevamo parlato la scorsa settimana, ecco, l'impostazione, prego. Questa icona impostazioni, possiamo anche rimanere, è per ricordare la necessità che il telefono sia protetto da codice. Noi spieghiamo il cosa fare, quindi proteggere gli abbonamenti, il come farlo, non sempre è facile, però possiamo farci aiutare da una persona di fiducia e dire: guarda che so che devo impostare il codice, però si farebbe così. L'ingranaggio, su quasi tutti i telefoni il simbolo è l'ingranaggio, che è quello grigio che vedete, cerchiato, poi esce, poi vado nella parte centrale, lì c'è la possibilità si entra nella sezione del codice, poi lì vediamo cambia codice perché io l'ho già settato. Quindi questo è il come, però è già sufficiente sapere il cosa, come va utilizzato, perché ripeto non è lo strumento che abbiamo in mano, anche un coltello lo uso per tagliare la carne e qualcuno lo usa per fare del male. Non è lo strumento, è l'uso che ne facciamo e noi dobbiamo imparare a utilizzarlo. Quindi ne avevamo parlato la volta scorsa, anche perché vale la pena ripetita iuva, ma non solo. Qualcuno potrebbe non aver visto i sabati precedenti, le puntate, però sono anche online. Quindi abbiamo parlato, il telefono va protetto da codice, perché se qualcuno entra in possesso, me lo ruba, lo dimentico, entra dentro la mia vita, ma soprattutto mi svuota il conto. Se andiamo sulla successiva, l'altra volta avevamo parlato degli abbonamenti, perché io faccio un abbonamento, l'ho fatto io, nessuno fa gli abbonamenti a nostro, siamo noi che li abbiamo fatti questi abbonamenti, ma forse adesso non sono più necessari, oppure ce li hanno fatti fare con l'inganno. Abbiamo visto l'altra volta come sembrava che costasse 0, invece era 0 il primo giorno, 34,90 dal secondo. Anche in questo caso qui sempre impostazioni. Sempre il tasto grigio, l'icona grigia. Sì, in questo caso è per l'iPhone, poi la prima su in alto, nella seconda immagine, no? Si entra dentro nella sezione abbonamenti e lì ci sono gli abbonamenti. Io li guardo con regolarità e dico ma la musica mi interessa ancora, ChatGPT mi interessa ancora, quello lì è una specie di promemoria e quindi dico sì, va bene.
Oltre ad andare qui, raccomando sempre, controlliamo l'estratto conto della carta di credito, controlliamo gli estratti conto della banca, vediamo di riconoscere, non dire ma sì 10 euro, no, guardiamo cosa sono questi 10 euro. Supermercato, benissimo, è un abbonamento, poi questo è il cosa, eliminare quelli che non servono, il come, si va qui o ci facciamo aiutare da qualcuno e dirgli dammi una mano a una persona di fiducia che devo rimuovere gli abbonamenti. Invece, allora fermo, ripetiamo, allora icona grigia impostazioni, vengono fuori tutta una serie di parole, voi dovete capire dove andare, non a caso, abbiamo sentito appunto per quanto riguarda gli abbonamenti, perché è importante capire che abbonamento hai e se serve ancora, però come prime volte Donadè, scusa, è meglio che queste cose le fate assieme ad un'altra persona, poi diventa facile, sapete, però le prime volte fatevi accompagnare. Prego Donadè. Sì, visto che avrò una persona di fianco che mi aiuta, approfitto anche di dirgli dammi una mano per eliminare tutte le icone che non mi servono. Tecnicamente basta tenerla schiacciata, poi ci andiamo a vedere le icone allora un'altra volta. Sì, perché queste qui per me sono utili, però qualcuna magari non mi serve più. Allora fermo qua, queste sono delle icone che vediamo spesso, quali si devono tenere per una persona che non ha voglia di andare in giro per il mondo? Per esempio, se uno non fosse a casa che non si muove, la terza, le mappe può anche non servirgli, WhatsApp però è comodo, è una delle fonti di... Che è quello verde, vedete, quello col telefonino? Il telefonino, quello lì è una delle cause delle truffe, arrivano spesso. Eccolo qua, eccolo il tasto. Ho perso il telefono, Eccolo e quella qua. del telefono no, perché il telefono, se elimino il telefono, la terza in basso è Chrome, è per la navigazione, dipende dall'uso che ne facciamo, ma con una persona di fianco le guardiamo, lui può farmi delle domande, ma questa la usi mai? Ma di queste qua, quale possiamo togliere tranquillamente per i diversamente giovani che si muovono poco, che non girano? Se le proietta su... Ecco, le vediamo adesso un'altra volta, eccole qua. Sì, se può anche, se si riesce a alzare. Quella lì è la macchina fotografica, quindi non andrei a toglierla, però prima avevo visto anche YouTube è utile, ma ce ne sono certamente, se faccio vedere sul mio telefono, i giochi. I giochi li ho scaricato per curiosità, eliminiamolo perché sono fonte di distrazione, poi chiedono aggiornamenti e poi posso confonderlo e aver scaricato qualcosa invece di malevolo. Quindi facciamoci dare una mano per fare pulizia, disattiviamole, facciamoci aiutare a disattivare le notifiche non necessarie e al contrario, per esempio per i pagamenti, attiviamo la notifica anche per un solo euro. Eccola, e quella là suona per WhatsApp, ad esempio. No. Vai a sentire la musica, però costa, non è che sia gratis. Alcune sì, alcune appunto, no. E alcune, soprattutto, la fregatura è che quando le scarichi ti chiedono la carta, ti dicono che stai pagando zero, ma se leggiamo le clausole in piccolo vediamo che è zero per un giorno, per una settimana, ma poi sono degli abbonamenti, fortunatamente sono mensili, quindi li avrò persi la prima volta, però poi... se andiamo invece sulla 3, quindi sull'uso del telefono, un altro consiglio, qui sì dobbiamo farci dare una mano, è di non mettere la carta di credito sulle app dove non è necessario. Mi spiego, io posso essere truffato, finisco in un sito che non è quello della società che produce le scarpe, io do la mia carta di credito, perdo i 100 euro perché le scarpe non mi arriveranno, ma quello che ho fatto di danno, ho dato la mia carta al truffatore che continuerà a utilizzarla. E questo, però attenzione, vale anche se la società è quella reale che produce le scarpe mi arriveranno, ma io avendo fornito la carta di credito, io posso pensare che sia bravissima a produrre scarpe, ma non sia altrettanto brava in termini di sicurezza, a proteggere i dati, la mia carta di credito che gli ho dato. Per cui le alternative quali sono? Sono principalmente due. Una è quella di andare in banca e chiedere
una prepagata, è una carta vuota, io ci ricarico 100 euro, male che vada le scarpe non mi arrivano, o anche mi arrivano se il sito è quello corretto, però poi non perdo altro perché è vuota, però è in effetti una scomodità. Se torniamo sulla slide invece, l'altra è quella di affidarsi a seconda dell'apparato, quello a destra è Apple, iOS, Apple Pay, a sinistra è Google Pay, oppure anche PayPal che conosciamo. Qual è la differenza? Che io sì ho dato la mia carta di credito, ma le ho date a queste 3 società che ho nominato, che sono dei colossi. È impossibile che si facciano fregare i dati, perché se lo fanno loro allora è meglio che torniamo all'età della pietra. Quindi in questo modo qua sono loro, io autorizzo loro con vari passaggi, anche con dati biometrici, volto, impronta eccetera, e dire va bene, prendi questi 100 euro e dalli a quel sito. Il sito era un sito truffaldino, pazienza, ho perso 100 euro, ma non ha la mia carta di credito. Avete capito? E si può fare con una prepagata. Si può fare con una prepagata o utilizzando questi metodi qui. Se però possiamo, non è indispensabile, evitare acquisti online, evitiamo di inserire le carte di credito sul telefono, che è la cosa migliore, perché se l'ho perso e non avevo messo il codice di cui parlavamo prima, chi lo trova fa pagamenti. Ci sarebbe il secondo fattore, ma eventualmente ne parleremo un'altra volta. C'è la possibilità di difendersi. Andiamo sulle truffe invece. Sulle truffe. Ritorniamo anche sulle truffe. Possiamo andare sulla una qualunque, la 5. C5. C5. Allora andiamo a vedere le truffe, che ce n'è ogni giorno una. Avevamo parlato velocemente, papà ho perso il telefono, bene, vieni a casa, magari ti do anche un ceffone, ti do i soldi e la ricarica te la fai te. Non facciamo fare ricariche, la prima a sinistra, non rispondiamo a queste richieste di ricarica. Guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Hai perso il telefono? Bene, almeno per 2 o 3 ore eviti di starci davanti, e poi il bicchiere comunque è sempre pieno, perché l'altra metà che è aria anche è altrettanto importante. Non è che devo correre a fare la ricarica. Assolutamente, non abbiamo che informatevi prima. Non date seguito al papà ho perso il telefono. Qui ci sottraggono i soldi. In quella centrale invece ci sottraggono dati. Ci chiedono di inserire i nostri dati. Quella azzurra in mezzo. Esatto, e quindi com'è che hanno avuto il nostro numero di telefono? Perché abbiamo cliccato su una di queste icone, abbiamo fornito i nostri dati e peggio ancora abbiamo anche uploadato, inviato i nostri documenti. Questa qui è la tessera sanitaria che quando scadrà arriverà a casa da sola. Non può arrivare un'email che ci chieda di inserire i dati per il rinnovo. La terza che avevamo visto l'altra volta è un SMS che ci dice che stiamo per fare un bonifico, che se non siamo noi chiamiamo quel numero, dall'altra parte c'è un truffatore che con vari passaggi ci svuota il conto. Invece se andiamo appunto sulle novità, la prima l'abbiamo vista prima, quella del CUP. La seconda invece sarebbe... Quella del CUP è quella fresca dell'altro giorno. Fresca, ma è facilissimo caderci, perché ripeto, quasi tutti hanno, purtroppo alcune visite vengono programmate mesi avanti, per cui quasi tutti abbiamo qualcosa, una visita che stiamo attendendo, che speriamo ci venga... O degli esami da ritirare, che ci venga anticipata, e ripeto, poi con queste novità, dottor Lib, adesso io non vado più dal medico, tossisco, gli mando anche l'audio qualche volta, ci conosciamo, quindi ci scherziamo anche su queste cose tecnologiche, quindi probabilmente anche lui stesso che ha fatto la presentazione, ci caschiamo facilmente. Invece sulla 7 non è ancora una truffa, ma secondo me lo sarà, è fresca di questa settimana, è arrivata proprio a me. Ovvero sia, avete certamente, e quindi abbiamo lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, è quella cosa che ci permette di dimostrare ai sistemi che sono dall'altra parte, che non ci vedono in presenza, di che siamo noi. E siccome è una vicenda insomma economico-politica, adesso quasi tutte le società, da gratis che era, chiedono un pagamento. In questo caso è legittimamente la Posta che dice: guarda che adesso lo SPID è pagamento, paga 6 euro di SPID. Qual è il problema? Il problema, quindi questo è il cosa, il problema, io l'ho pagato, chiaramente ho seguito, so cosa guardare, la provenienza. Il problema è che mi aspetto che fra poco arrivi un'email identica e invece che 6
virgola piccolino 00, la virgola non ci sia e diventino 600. E allora il come, invece di spiegare come capire che questa è o non è un'email ingannevole, un consiglio è molto più semplice: andiamo a pagarlo in posta. Se io ho lo SPID con la posta, l'ho fatto molto probabilmente perché sono andato lì, la posta c'è in ogni comune, ho visto una persona fisica, mi ha aiutato ad ottenerlo, mentre diversamente devi collegarti su un sito, la webcam. Devi essere esatto. Quindi, in gamba. a maggior ragione, se l'ho fatto con le poste è perché vuole una certa assistenza. Facciamo 2 passi, anche se freddo in questi giorni. Lunedì ci sarà la pensione quasi certamente da andare a ritirare. Approfittiamo, facciamo 2 passi e andiamo a pagarlo in posta, perché questo è veramente da pagare. Ma fra poco arriverà la truffa, l'email sarà identica, invece che poste sarà scritto posto, posti. Attenzione a quello che dice il nostro Donadelli informatico, attenzione, leggete bene, guardate bene i numeri, controllate, ricontrollate, perché è possibile che fra poco arrivi un'altra truffa. Allora noi facciamo prevenzione. Esatto, prevenzione, quindi facciamoci aiutare, calma sempre, perché anche qui poi se leggiamo scade il 14, c'è tempo, e poi dopo il 14 non succede niente, non potrò usare lo SPID il giorno che lo pago, quindi calma, non avere fretta. Ci mettono fretta, papà ho perso il telefono, è urgente, no, non è urgente, vieni qua e ti do i soldi se veramente hai urgenza. Quindi urgenza mai, e poi l'altra cosa, eventualmente chiediamo consiglio. Chiediamo consiglio, nei bonifici, argomento urgenza, non facciamo, se non è indispensabile, quelli istantanei, facciamo il bonifico normale, perché magari dopo un'ora ci viene in mente che forse potrei aver sbagliato, e avendo tempo, visto che il bonifico che faccio oggi, quello normale, verrà eseguito lunedì, magari mando la conferma a chi me l'ha richiesto, e questo mio amico dice: ma io non ti ho chiesto niente, potrei quindi scoprire che ho sbagliato e riesco ancora a fermarlo. L'istantaneo purtroppo è un qualcosa che ci mette, una volta fatto non si può più tornare indietro con il bonifico istantaneo. Non so più fermare. Un minuto ancora scarso, cosa diciamo Donadelli? Allora la mettiamo via per la prossima volta. Come salutiamo allora i nostri ascoltatori e ascoltatrici? Allora, non dobbiamo avere timore di questi strumenti del telefono, dobbiamo utilizzarlo perché dobbiamo portare questo timore e farlo diventare l'opportunità, perché è una cosa opportuna, è utile, posso fare delle prenotazioni online, attenzione appunto però alle carte di credito, posso vedere il meteo, posso guardare questa trasmissione in differita, basta andare nel sito, quindi è una comodità, però bisogna farne un uso consapevole. Per fare un uso consapevole dobbiamo conoscerlo, perché appunto la conoscenza alla fine è libertà. E con queste parole noi ringraziamo Gianni Donadelli informatico, ringrazio voi, una settimana importante, speriamo che la prossima settimana non ci sia ancora un'altra truffa dietro l'angolo, perché ogni giorno ne raccontiamo una. Grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno, e noi ci vediamo lunedì. Grazie ancora a Gianni Donadelli informatico per queste pillole di saggezza. Cari amici vicini e lontani, oggi siamo a Villorba e in questo appartamentino, se vogliamo chiamarlo così, lo chiamo buco, vive Katiuscia con la sua bambina di 5 anni. Eccola qua, ciao Katiuscia. Ciao. Ciao. Tu sei venuta in trasmissione e hai raccontato la tua storia, hai detto lo sfratto. Sì. Non so dove andare con la mia bambina. Sì. Da quanto tempo abiti qua? Da più di un anno. E sì, abitiamo, sopravviviamo. Ho capito. Ascolta, quanti metri misura questo appartamento? 25 metri quadri. Quanto paghi di affitto? Dovrei pagare 650 euro. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori sarà regolato sulla base dei benefici di cui è il progetto della Regione del Veneto, BUR 73 del 23/8/2013, che prevede per il primo anno di locazione la copertura totale delle spese abitative, esclusa la tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fino ad un massimo di euro 650 mensili, sotto forma di prestito d'onore, che dovrà essere restituito dal 6° anno entro un massimo di 24 mesi.
Questo dovrebbe essere emergenze abitative. Avevano anche detto che all'inizio ci avrebbero aiutato a trovarci un lavoro, perché sono venuta qua perché ero senza lavoro, senza niente, e quindi non potevo pagare né affitti né altro. Sì, ti diamo una mano, con la promessa che mi davano un lavoro. Poi sono andata su internet, ho cercato la cooperativa di cui fa parte, ha anche dei lavori, altri lavoretti, ho detto vabbè, semmai mi assumeranno nella loro cooperativa. Invece zero, assolutamente niente lavoro, niente di niente. Adesso faccio qualche oretta grazie a un'agenzia interinale, faccio qualche oretta, però... Qualche oretta vuol dire che a fine mese quanti soldi ti trovi? Pochi. Dillo. Massimo arrivo a 300 euro. Sentite? Queste sono le cose che la Mirella vede e che voi non vedete perché non le fanno vedere. C'è qualcuno che per cortesia può veramente spiegarmi cos'è questo residence e come mai ci sono questi prezzi di locazione? Allora Katusha, questo è l'assegno dei telespettatori di Rete Veneta, della grande famiglia di Rete Veneta. Cosa vuoi dire? Grazie mille.